Ravelan Roberto. Presente. Carnelutti Loris. Presente. Canci Andrea. Canci. Canci Andrea. La vediamo, però non funziona l'audio. No, non l'ha acceso. Deve rispondere. Passiamo dopo. Canci Andrea, veda se può risolvere il problema con l'audio. Palese Andrea. Subito vediamo che di Palese. Di Giusto Mauro. Presente. Rosello Nicola. Presente. Ferragotto Monica. Presente. Balog Zagorka. Balog. Presente. Giao Michelangelo. Presente. Zilli Raffaella. Presente. Patat Luigino. Patat. Presente. De Cecco Luca. De Cecco. Presente. Presente. Rollo Andrea. Presente. Scinto Giovanni. Cito Giovanni, assente giustificato. Venturini Sandro. Presente. Patat Mariolina. Presente. Fischiutti Marco. Presente. Gurisatti Damiano. Presente. Vidoni Teresa. Presente. Piazza Anna. Presente. Dorotea Giacomino. Presente. Mi manca. Canci Andrea, Canci. è presente? No, aspetti. Andrea, Canci. Andrea Canci. Andrea Canci, non la vede. Le chiederei di spegnere giusto un attimino la telecamera e lasciare solo l'audio. Mi sentite tu? Sì, adesso sì. Qui si sente ma non si Sì. vede. Manca Palese Andrea. Palese Andrea, è riuscito a collegarsi? Allora, adesso verifichiamo con il consigliere Palese. Sta cambiando PC, ha detto che ha un problema hardware. Mi sentite, Giacomo? Sì, adesso ti sentiamo, consigliere Canci. Ok, presente. Mettiamo assente Andrea. Adesso sì, appunto, iniziamo e poi eventualmente lo mettiamo presente quando entra. Allora, punto numero 1 all'ordine del giorno. Sì, ecco, ok, presente. Grazie consigliere. Vi chiederei a tutti di spegnere i microfoni cortesemente. Oggetto surroga consigliere dimissionario e presa dato rinuncia primo dei non eletti. In seguito alle dimissioni presentate in data 19/3/2021 da consigliere comunale Sonia Venturini, il primo dei non eletti risulta Martina Andenna, che non ha confermato la disponibilità al subentro, e il primo successivamente è il signor Giacomino Dorotea, al quale auguriamo facete parte della non eletta nella lista progetto per Gemona, che ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla norma vigente per la carica di consigliere comunale. Pertanto gli auguriamo ovviamente benvenuto al neoconsigliere Giacomino Dorotea. Per quanto riguarda invece la consigliera Sonia Venturini,
ci riserviamo in un secondo momento, non appena riusciremo le condizioni miglioreranno, insomma, potremo fare un consiglio comunale in presenza. Vorremmo invitarla, insomma, anche per ringraziarla per il contributo che ha dato in tutti questi anni, non solo in questa legislatura, alla nostra comunità, augurandole ovviamente anche una guarigione dalla sua malattia. Quindi mettiamo ai voti il punto numero 1 all'ordine del giorno, surroga consigliere dimissionario e presa d'atto rinuncia primo dei non eletti. Reverend Roberto favorevole. Carnelotti Loris Favorevole. Canci Andrea. Canci Andrea, credo che ci sia qualche problema perché non la sentiamo. Favorevole. Ah, ok, perfetto. Palesi Andrea. Palesi Andrea non è ancora arrivato. Di Giusto Mauro. Favorevole. Bosello Nicola. Favorevole. Ferragotto Monica. Favorevole. Balog Zagorka. Favorevole. Giao Michelangelo. Favorevole. Zilli Raffaella. Favorevole. Patat Luigino. Favorevole. De Cecco Luca. Favorevole. Brolo Andrea. Favorevole. Venturini Sandro. Favorevole, e do anch'io il benvenuto nel gruppo al Giacomino dell'Ottea. Patat Mariolina. Favorevole. Pischiuti Marco. Favorevole. Gurisatti Damiano. Favorevole. Vidoni Teresa. Favorevole. Piazza Anna. Favorevole. No, non votare. Immediata esecutività dell'atto. Chiedo se ci sono contrari. Nessun contrario. Astenuti? Nessuno. Tutti favorevoli. Vi chiedo una cortesia: per tutta la durata del Consiglio mantenete accesa la telecamera, attiva la telecamera, perché dobbiamo ovviamente vedere il voto di tutti. Ascolta, non abbiamo fatto l'assessore. Assessori esterni, chiediamo se sono presenti. Gubiani Mara. No. Gubiani Mara non è presente. Venturini Giovanni. Presente. Goi Davis. Presente? Flavia Birilli. Presente. Perfetto, grazie. Chiediamo ovviamente a tutti di mantenere accese le telecamere. Punto numero 2 all'ordine del giorno. Consigliere Bosello, sì, consigliere Bosello, chiederemo di accendere la telecamera. Allora, al punto numero 2 all'ordine del giorno, allora, i sottoscritti consiglieri comunali, lascio illustrare l'interpellanza al consigliere Marco Pischiutti, depositata in data 27 dicembre 2020. Credo che questa fosse l'interpellanza allora ritirata, c'era un atto depositato dove si chiedevano diverse cose e credo che siano state frazionate in un'interpellanza, in un ordine del giorno che sono inserite al primo consiglio comunale. Quindi partiamo con l'interpellanza da lei depositata. Sì, grazie signor Sindaco, sì, era proprio quella, come dice lei, presentata, poi ritirata per poterla, come dire, suddividere tra i due atti presentati.
E l'interpellanza, non lo so, la diamo per letta? L'avete letta tutti o volete che la leggo? Ma Non lo so. più che altro, sì, credo che tutti i consiglieri l'abbiano già avuta in tempi insomma, congrui. Le chiederei eventualmente se può fare solamente una sintesi, giusto perché per chi ci ascolta, ovviamente, giusto una sintesi introduttiva. Sì. Diciamo che le premesse sono che diciamo tutto quanto riguarda i provvedimenti legislativi dello stato di emergenza e poi successive modifiche, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutto quanto, relativi essenzialmente all'emergenza Covid. E quindi premesso che appunto in questi mesi abbiamo presentato questa interpellanza a dicembre, in questi ulteriori 3 mesi sono successe diverse cose, diciamo che comunque visti tutti questi provvedimenti adottati e queste premesse, l'interpellanza vuole conoscere in qualche modo la situazione da un punto di vista, la situazione nella nostra città e per quanto riguarda i nostri cittadini a livello sanitario e quindi la diffusione del virus. Ecco, ci sono alcuni contenuti che sono stati superati in questi 3 mesi, ad esempio chiedevamo a dicembre di conoscere la situazione nella casa per anziani di Gemona, che adesso fortunatamente si è risolta, e quindi questo magari qualche altro contenuto è stato superato, altri invece sono ancora molto attuali, no? Ad esempio chiedevamo di sapere anche qual è lo stato attuale delle procedure di controllo attuate dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria per far fronte appunto il più possibile alla diffusione del virus. Il numero di ricoverati, la situazione diciamo che c'è all'interno del presidio ospedaliero di Gemona, che ad oggi è riconvertito nella cosiddetta struttura Covid. Ecco, la situazione sanitaria complessiva nella nostra città e anche la situazione relativa a quanto Stato e Regione hanno fatto fino a questo momento, hanno potuto fare come finanziamento, contributo per quelle realtà economiche e sociali che stanno soffrendo maggiormente questo questo periodo che ormai ha superato l'anno di durata, così difficile per tante persone, tante categorie di lavoratori. Ecco, e questa interpellanza nasce un po' appunto dall'esigenza di conoscere, no? Di sapere un po' in quanto rappresentanti dei cittadini, conoscere la situazione reale, sapendo appunto che la situazione poi oggi, in questi 3 mesi, tra l'altro, che ci separano dalla presentazione dell'interpellanza a oggi in cui viene discussa, si è aggravata, se si può dire, no? Anche dal punto di vista sanitario. Purtroppo tutti leggiamo i numeri che ci riguardano e quindi riteniamo ancora più attuali in questo momento questa conoscenza della situazione, ma anche e soprattutto per... Lei sa, signor Sindaco, tutti noi abbiamo dato una disponibilità generica per qualsiasi cosa ci sia da fare, per dare una mano, insomma, al di là delle differenze che ci rimarcano, diciamo, dal punto di vista così politico, maggioranza, minoranza, eccetera, no? E quindi il nostro desiderio è quello di conoscere anche per poter fare il più possibile per aiutare comunque la nostra città e i nostri cittadini a superare per quanto possibile questo momento. Ecco.
E niente, quindi ecco, l'esigenza nasce proprio da questo, ed è questo che ci ha spinto a cercare di conoscere la realtà attuale, auspicando anche un eventuale nostro coinvolgimento per tutto quello che riterrete che può essere utile per quanto dicevo prima. Ecco. Grazie. Grazie consigliere. Beh, ovviamente un ringraziamento va da parte mia a tutto il Consiglio perché non mi sono mai sentito solo in questa vicenda, e quindi trasversalmente va il mio ringraziamento. Ovviamente a quello si unisce un grandissimo ringraziamento anche a tutti i miei collaboratori qui in ufficio, che non hanno mai fatto mancare la loro professionalità, la loro dedizione anche nei momenti più difficili. Se insomma alla sua interpellanza, innanzitutto segretario, è entrato il consigliere Palese, le chiederei di confermare la sua presenza. Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo. Buonasera. Buonasera, sono presente anch'io, avevo problemi di connessione. Grazie Assessore Gubiani. E quindi l'occasione un po' per fare il punto, lo abbiamo aggiornato il punto allo stato attuale, quindi credo di dare a lei e a tutto il Consiglio insomma tutte le informazioni disponibili. Per quanto riguarda la situazione sanitaria attuale, ci sono oggi 93 persone in isolamento, credo almeno non mi risulta nessuna persona ospedalizzata in questo momento. Il numero questo è un dato che nell'ultimo periodo era risalito toccando un picco appena sopra le 100 unità, adesso sta lievemente scendendo e ci auguriamo che prosegua in questa direzione anche nelle prossime settimane, ovviamente, auspicando ovviamente che anche il piano vaccinale, che sta per partire in maniera molto massiva, diciamo, possa dare un forte contributo nella riduzione di quello che sono il numero ovviamente dei contagi e della pressione che c'è sugli ospedali e su tutti gli operatori, al quale va il nostro grande ringraziamento. Faccio un focus anche per quanto riguarda la casa di riposo. Attualmente ci sono 45 ospiti, di cui 40 vaccinati già con la seconda dose. Da vaccinare con la prima dose ce ne sono 5, di cui 4 ex positivi e un nuovo ingresso. È prevista la vaccinazione monodose Moderna per tutti questi. Non ci sono positivi in casa di riposo in questo momento, non ci sono persone ospedalizzate, e crediamo che insomma anche in questa situazione il periodo più brutto sia stato superato, ed ovviamente ci uniamo anche alle condoglianze a tutti i familiari e alle persone che hanno perso, ovviamente, sia in questa realtà e sia nella nostra cittadina, purtroppo i loro cari. Per quanto riguarda lo stato delle procedure di controllo attuate dai dipartimenti, credo insomma siano note a tutte queste attività, e sono attività ovviamente aziendali, ed ovviamente ci uniamo ovviamente anche in questo caso allo straordinario lavoro messo in campo dal Dipartimento e dall'azienda sanitaria. Per quanto riguarda le misure economiche dei contributi nazionali e regionali che ha messo a disposizione l'amministrazione comunale, cerco di fare una sintesi, ma per portare abbastanza chiarezza a riguardo. Allora, lo Stato ha trasferito al Comune di Gemona 649.428.000 euro, la Regione 91.466,65, il BIM, Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento, 40.000, per un totale di 780.894.000 euro, ai quali si aggiungono ulteriori risorse da donazioni dei nostri concittadini. Qui non è indicata la cifra precisa, ma sono circa 24.000 euro, se non erro, ai quali lo vediamo dopo. I contributi sono stati così spesi o investiti. Spese dispositivi per servizi informatici 56.712,
sanificazione dispositivi 56.984, investimenti legati anche a distanziamenti 64.661, spese di personale 7.480, centri estivi 19.854, scuole 252.583, riduzione TARIP 143.110, buoni alimentari 56.000, diciamo il contributo che il Comune di Gemona ha destinato come da un precedente consiglio ai familiari che insomma hanno purtroppo visto cremare i propri cari qui nel nostro crematorio a Gemona di 6.630 euro, per un totale di 664.017. C'è ancora una cifra da impegnare di 116.877, ma che hanno già una parte dei capitoli di destinazione legati ai buoni alimentari, ulteriori 56.192, straordinari dei vigili, economie, sono ancora un po' di capitoli che sono solo da impegnare, ma hanno già una destinazione. A questi si aggiungono anche i 150.000 euro di risorse che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione per il sostegno alle attività economiche. Sono già stati fatti 2 bandi, a breve ne partirà un terzo per tutte le attività economiche del territorio, per una serie di attività economiche le più penalizzate, che hanno subito delle perdite significative nell'intero anno 2020, o meglio a partire dalla pandemia fino alla fine dell'anno. È un bando che uscirà, lo anticipo, nelle prossime settimane ed interesserà tutto il territorio del cittadino. Per quanto riguarda l'ospedale di Gemona, alcuni dati anche su questo. Ad oggi risultano curati nell'RSA Covid 300, ci sono stati 323 ricoveri nell'RSA Covid su 34 posti letto, che nel periodo più critico come quello attuale sono cresciuti a 37. Ci sono anche ulteriori 9 più 13, 21 posti letto per le attività non Covid e l'RSA non Covid. Quindi dal 9 novembre, credo sia stato il periodo in cui è stato riconvertito il nostro ospedale, ad oggi ci sono stati circa 373 persone che sono state curate all'interno della nostra struttura. Credo di aver dato un quadro complessivo, ovviamente se c'è la necessità poi posso anche inviare via mail tutti questi dati fornendoli anche in una maniera abbastanza schematica. Si ritiene soddisfatto, consigliere Pischiotti? Eccomi. Diciamo parzialmente soddisfatto, sicuramente esauriente riguardo dal lato appunto per questo finanziario, economico, di cui peraltro se può inviare anche credo, a tutti i consiglieri, no? Un riassunto, sì, sarebbe sicuramente auspicabile, la ringrazio per questo. Sì, sul lato sanitario capisco perché magari ci sono anche dati magari come dire, di cui è difficile anche venire a conoscenza, ma comunque non sono riuscito a farmi un'idea di quanto il Covid abbia proprio in generale colpito la nostra città, no? Come numero generale totale di contagiati, eccetera. Ma questi magari sono dati che poi si possono anche venire a conoscere, insomma, e si verranno forse a conoscere una volta conclusa questa emergenza, insomma, quindi diciamo parzialmente soddisfatto, tendente al quasi soddisfatto. Grazie della generosità. Grazie. No, adesso consigliere Pischiotti, cercavo veramente di capire dove
fossi mancato. Vedo che lei ci chiedeva anche il numero totale di cittadini contagiati. Le posso assicurare che nel nostro caso è veramente difficile riuscire a risalire quel dato lì. Potremmo provare a chiedere al Dipartimento di Prevenzione eventualmente se ha tutto ciò, ma credo che questi dati statistici probabilmente li formuleranno a fine pandemia, quando ci sarà, credo, un po' più di tranquillità anche per tutti gli operatori. Sì, va bene, sì, penso anch'io che andrà così, sì, sì. Bene, quindi la ringrazio. Sì. Grazie a lei. In seguito c'è un ordine del giorno da lei presentato a firma a nome dei consiglieri comunali del gruppo Progetto per Gemona. A questo ordine del giorno c'è un'ulteriore proposta emendativa di integrazione, implementazione rispetto a quelle che sono state quello che era l'ordine del giorno originario, e quindi chiedevo a lei se dobbiamo discuterlo in questa sessione, visto che mi sembrava ci fosse anche una volontà di rivedere magari il momento in cui si può magari anche seguire in presenza per trovare una condivisione generale su questo. sì, lascio la parola al capogruppo Sandro Venturini su questo su cui ci siamo accordati. Sì, infatti, allora abbiamo ricevuto questo pomeriggio il vostro emendamento, siamo riusciti, diciamo così, a dare un occhio, ma ovviamente tutti eravamo al lavoro, quindi non siamo riusciti ad approfondire nel dettaglio. In linea di massima, insomma, riteniamo favorevole l'implementazione che è stata apportata. Ci sono però alcuni dettagli che forse è meglio così conoscere in maniera più, o leggere o approfondire maggiormente, per cui chiedo se siete d'accordo di sospendere questo punto, di rimandare alla prossima commissione di capigruppo per stilare, diciamo, il documento più condiviso possibile, chiarendo anche gli eventuali punti che non sono forse del tutto chiari in questo momento, ma emendando anche con eventuali altre aggiunte che nel frattempo possono intervenire anche da parte di altri gruppi consigliari. Sì, allora la ringrazio per la proposta. Ho capito che c'era la disponibilità a riportarla, la volontà di riportarla in una capigruppo al quale parteciperanno anche chi ha contribuito a elaborare, insomma, anche il nostro ordine del giorno, che ovviamente è interessato il capogruppo Andrea Canci, ma anche la consigliera Zagabalog assieme all'assessore Monica Ferragotto, scusate, e quindi in quella sede ridiscuteremo anche, eventualmente troveremo, mi auguro, una condivisione anche su questo documento. Tra l'altro il grande lavoro che avevamo elaborato era anche finalizzato ad inserire, e ringrazio anche per la ricerca effettuata il consigliere Palese al riguardo, di tutti quelli che sono anche gli atti proprio aziendali e legislativi già deliberati, che poi sono quelli che hanno più significato delle parole. Quindi abbiamo voluto proprio integrare l'ordine del giorno con quelli che sono di fatto i fatti, ai quali deve poi seguire anche l'attuazione, e quindi sono senz'altro convinto che troveremo in tale occasione modo di condividere questa opportunità per il nostro nosocomio. Quindi rimandiamo alla prossima capigruppo, che possiamo anche insomma, convocare nelle prossime settimane, anche per anticipare questo tema. Credo che posso anche già preannunciare che un consiglio comunale andremo a programmarlo verso la fine del mese di aprile, per l'approvazione del conto consuntivo, ed eventualmente in tale sede possiamo già programmare anche la discussione di questo ordine del giorno. Quindi chiedo solo conferma, consigliere Pischiutis in questo momento sospende e ritira al punto dell'ordine del giorno questo suo ordine del giorno. Sì, sì, certamente, lo ritiro, quindi dando seguito a quello che lei ha appena detto. Perfetto, la ringrazio. Punto numero 3 all'ordine del giorno: conferimento della cittadinanza onoraria
al milite ignoto. Questa delibera verrà illustrata dal vice sindaco Carnelutti, che ha contribuito nella sua stesura, ed ovviamente auguriamo che l'intero Consiglio sia unanime in questa approvazione. Prego, consigliere Carnelutti. Grazie Sindaco, buonasera a tutti colleghi assessori e consiglieri. Portiamo all'attenzione di tutto il Consiglio il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto. Naturalmente avremo modo poi, non mi dilungherò nell'illustrare la figura del milite ignoto, in quanto ci saranno nel corso dell'anno, Covid permettendo, delle attività che porteranno a illustrare, diciamo, la figura di questo insignito. E dico solo che il milite ignoto rappresenta tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale, che è stato, diciamo, riconosciuto tra le 10 bare che sono state esposte ad Aquileia dalla signora Maria Bergamas, che rappresenta la mamma di un caduto durante la guerra, e che poi è stato traslato nell'altare della patria a Roma. E quindi rappresenta sì tutti i caduti della guerra, e nel nostro caso anche ha un significato più profondo, in quanto parte appunto dalla nostra terra, da Aquileia, e poi si pensi anche che il Sacrario di Re di Puglia raccoglie 60.000 caduti, che sono anche questi, possiamo considerarli sempre dei militi ignoti naturalmente. E su invito sia della Prefettura che dell'ANCI nazionale, ci è stato richiesto di dare la giusta visibilità a questa figura, insignendo appunto conferendo la cittadinanza onoraria e anche valutando la possibilità di individuare all'interno del territorio l'intitolazione di una via, una piazza o quant'altro che possa dare la giusta visibilità a questa figura. E ci sono pervenute in questi giorni, è pervenuto anche l'invito da parte dell'UNSI, l'Unione Nazionale Sottufficiali, che sollecitava, sempre con una lettera, come l'hanno fatto gli altri organi nazionali, l'invito a conferimento di questa cittadinanza. Io mi sono trovato e ho condiviso anche questo conferimento con tutte le associazioni d'arma del nostro territorio, che sono state tutte, diciamo, favorevoli e mi hanno appoggiato, insomma, l'iniziativa. E quest'anno, il 4 novembre, ricadrà il centenario appunto della ricorrenza del milite ignoto, e in quella data si intende appunto, per quella data si intende intraprendere delle varie iniziative che trovate anche esposte in delibera, e quindi come dicevo l'individuazione di una via o una piazza sul territorio comunale. Si daranno poi corso ad altre iniziative, in modo particolare nelle scuole, con l'illustrazione storica della motivazione di questo riconoscimento al milite ignoto, che va detto ha anche ricevuto la medaglia al valore civile, medaglia d'oro al valore civile. E poi illumineremo il 4 novembre la facciata del municipio con il tricolore, naturalmente. E ci saranno poi, stiamo valutando altre iniziative diciamo, sempre con le associazioni d'arma, o si pensava anche a realizzare un opuscolo informativo che possa lasciare traccia di questo evento. Naturalmente tutte queste iniziative sono legate all'attività pandemica, e quindi se sarà possibile farle in presenza o meno, valuteremo, insomma, nel corso dell'anno i suoi sviluppi. Come diceva il sindaco, spero anch'io che, insomma, tutto il Consiglio si esprima
in modo favorevole a questa delibera e il giusto riconoscimento di questa cittadinanza, in quanto non penso crei nessun problema sicuramente alla maggioranza no, ma neanche alla minoranza, visto che questo conferimento appunto mira a rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, in modo particolare per la libertà, la democrazia e l'uguaglianza. Ecco, quindi penso che i principi siano dei principi molto validi ai quali tutti penso saremo d'accordo. Mi fermo qui, Sindaco, grazie a tutti. Grazie Vice Sindaco, ovviamente un ringraziamento anche su questo alle associazioni combattentistiche d'arma del nostro territorio ed anche al Presidente Scindo che si era interessato proprio per questa delibera ed è dispiaciuto di non poter essere presente. Ci sono interventi? Prego, consigliere Peschiuti. Signor Sindaco. Chiedo scusa, mi si deve aver visto prima il consigliere Peschiuti. Ok. Mi scusi. Mi dispiace rubare la parola al collega Dorotea al suo esordio per questa legislatura. No, era una battuta. No, volevo dire, pensando, poi discutendo anche quando ci siamo trovati appunto per vedere un po' come gruppo di minoranza i punti oggetto all'ordine del giorno, così mi ha colpito molto una frase che ha detto la consigliera Patà, no? Proprio su questo punto, ricordandoci che il Milite Ignoto, tutti i Militi Ignoti, tutti, non proprio tutti, ma la stragrande maggioranza dei Militi Ignoti erano ragazzi del popolo, diciamo, no? Ragazzi come potrebbero essere alcuni nostri figli oggi, e quindi ecco, questa cosa mi ha colpito molto, mi ha fatto pensare molto e mi ha fatto ulteriormente pensare al mio voto favorevole a questa proposta. E mi ha però dato modo di pensare anche, perché appunto immaginando le storie di questi ragazzi sono milioni di storie, no? Che purtroppo la guerra ha fatto sì che si interrompessero precocemente in un modo così anche terribile, no? E che addirittura non abbiano potuto avere una sepoltura e un riconoscimento nemmeno dopo la morte, diciamo. E questo però mi ha fatto pensare anche a un'altra, perché la storia è fatta di tante vicende, no? Tante piccole storie fanno poi la storia più grande, quella che studiamo sui libri, che poi fa parte di tutti noi. E quindi come storie minori, diciamo, minori per numero forse, ma non per significato, per importanza, come dire, etica, mi viene da dire, no? Mi è venuta in mente, pensando a questi ragazzi, la storia dei 4 alpini che sono stati fucilati a Cercivento, che facevano parte del battaglione della compagnia 109esima compagnia Ardenis, no? Quelli di cui è da anni che si cerca di una riabilitazione, diciamo, perché sono stati fucilati come traditori della patria, ma poi i fatti e la storia hanno dimostrato che non era così. E quindi ecco, io prendendo spunto da questa proposta che approvo e a cui darò voto favorevole riguardo alla cittadinanza al Milite Ignoto, a cui appunto che non ha potuto trovare il Milite Ignoto una sepoltura, un riconoscimento da qualche parte, ma che con questo atto qui praticamente trova un po' casa in ognuna delle nostre case, no? Dando la cittadinanza. Questo mi trova sicuramente favorevole. Vorrei, ecco, proporre a tutto il Consiglio Comunale di ricercare anche un atto, diciamo, può essere, non so, una mozione, non so se poi la forma giusta quale possa essere,
ma io auspico che ci sia un'unità di intenti anche nei riguardi di un'espressione del Consiglio Comunale di Gemona a favore della riabilitazione di questi 4 ragazzi, che peraltro potrebbe ricalcare la mozione che lo scorso Consiglio regionale è stata approvata all'unanimità, che tra l'altro ha visto una delle prime firmatarie, la nostra concittadina Barbara Zilli, e che se non sbaglio anche lei, sindaco, ha approvato, no? Quella volta. È stata approvata all'unanimità, lei era consigliere regionale, quindi ecco, chiedo che se è possibile sintetizzare, costruire insieme anche appunto un atto del Consiglio Comunale che vada in questa direzione. Grazie mille. Grazie consigliere Peschiutti. Credo che volesse intervenire il consigliere Dorotea all'esordio. Buonasera a tutti. No, io mi ricollego per una riflessione che credo sia importante in questi momenti proprio in cui ci troviamo, soprattutto perché dove siamo è proprio grazie al sacrificio, lo ricordava prima il vice sindaco Cargnelutti, di questi ragazzi che nell'arco delle 2 guerre mondiali ci hanno portato e ci hanno lasciato questa democrazia. Ecco, i simboli, il ricordo è un elemento importante e la forma è anche sostanza. Ecco, fra poco, signor sindaco, ci sarà il 25 aprile, un'altra tappa importante della nostra Repubblica. Ecco, io credo ricordare che anche quel sacrificio, che quei ragazzi vadano ricordati nelle forme e nei modi dovuti, sia importante. Ecco, ricordare quei caduti con il Piave mormorava, secondo me non è il modo serio di farlo. Credo che siamo gli unici in Italia a fare questa cosa. Io credo che la forma, a volte anche sostanza, ricordare quei caduti che ci hanno dato, come quelli della Prima Guerra Mondiale, che ci hanno dato la democrazia, sia il canto della bella ciao. Almeno per la parte che riguarda i partigiani. Ora, se non mi rendo disponibile, proprio in termini di collaborazione, anche se la banda non è nelle condizioni di formarsi per a trovare una soluzione. Però mi pare giusto ricordare tutti i caduti, nelle forme e nei modi dovuti, perché a loro dobbiamo la nostra democrazia. Grazie. Grazie consigliere Dorotea. Credo che il consigliere Venturini abbia chiesto la parola. Sì, se posso aggiungo solo 2 piccole suggestioni rispetto all'argomento, perché ritengo che anche il frangente in cui stiamo vivendo, l'abbiamo ricordato prima, ringrazio il sindaco anche dei dati che ci ha fornito, e se sapete che sono anche parte in causa, quindi mi astengo insomma, da valutazioni, sia un momento in cui sia necessario appunto ricordare e fare memoria di quello che è stato, perché anche questo, come sono stati gli eventi di cui parliamo, anche in quest'oggi, anche se magari non ci rendiamo conto, siamo in un tornante della storia. Quello, l'ho già detto anche la volta scorsa, quello che sarà fra più avanti non è quello che è stato, e diremo prima e dopo il terremoto, prima e dopo il Covid, no? Come i nostri vecchi dicevano, prima e dopo la guerra. Volevo dire però che a mio parere, almeno il mio voto oggi, favorevole a questo, è sì per le motivazioni che sono state addotte da chi mi ha preceduto, ma anche, a mio parere, perché questo è un momento in cui ricordiamo una inutile strage, come ha avuto modo di chiamare la Prima Guerra Mondiale il Papa di allora, Benedetto XV, e perché soprattutto non abbiano più a ripetersi guerre che tuttora si ripetono, in ossequio peraltro alla nostra Costituzione, che nasce, come sappiamo, proprio da quei disastri, che è frutto proprio, come peraltro ricordava il consigliere Dorotea, proprio di quei disastri. E poi, come ricordava Marco, il consigliere Peschiutti, anch'io riporto così, mi hanno fatto suggestione un po' le parole della consigliera Patata l'altra sera nel nostro gruppo, perché credo veramente che siamo a ricordare dei poveri ragazzi mandati spesso allo sbaraglio, mandati senza nemmeno sapere il perché, no? E che hanno dato la loro vita perché noi oggi possiamo vivere in una
dei principi che enunciava il consigliere Carnielutti, cioè della democrazia, della libertà e possiamo anche avere una Costituzione che è una delle migliori Costituzioni del mondo. Grazie. Grazie consigliere Venturini. Non vedo altri interventi, una brevissima replica proprio perché credo che insomma quei giovani ragazzi fossero comunque ragazzi senz'altro pieni di ideali, di valori e dai quali forse anche noi ogni tanto dovremmo ripercorrere quelle tracce, perché senz'altro i principi che li accomunavano allora forse avevano un senso anche di paese un po' diverso da quello che viviamo anche oggi. Per quanto riguarda la riabilitazione, insomma, dei 4 ragazzi di Cerciveto, io tanto l'ho già votata in Consiglio regionale, come aveva già detto poc'anzi il consigliere Pischiutti, pensavo addirittura fosse già stata votata in passato anche dei consigli comunali. Sinceramente non so se il Consiglio Comunale di Gemona ha già deliberato in tal senso, non avrei nessun tipo di problema a portarla, ci sono già delle basi, perché mi ricordo che insomma avevamo fatto anche degli atti che fossero comuni su più regioni, tra l'altro da qui nasceva, se non mi sbaglio, proprio la richiesta di riabilitazione, e poi se non erro è stata spedita a tutti i consigli regionali d'Italia, se non sbaglio. Credo che ci sia anche un percorso parlamentare proprio in tal senso, se ne è parlato anche poco tempo fa. Per quanto riguarda il 25 di aprile, non so come saranno quest'anno come saranno organizzate le cerimonie, credo che saranno molto simili a quelle dello scorso anno, ma posso dire che il Comune di Gemona, sia con l'amministrazione attuale sia con quelle precedenti, non ha mai dimenticato nessuno e si è sempre ricordata di tutti quelli che hanno dato la vita per la libertà e per la democrazia di questo paese. Quindi mai ci siamo permessi di dimenticare alcuna persona che si è sacrificata per il nostro paese. Quindi metto ai voti il punto numero 3 all'ordine del giorno: conferimento di cittadinanza onoraria al milite ignoto. Revelant Roberto favorevole. Canellutti Loris favorevole. Canci Andrea Favorevole. Palese Andrea Favorevole. Di Giusto Mauro Favorevole. Bosello Nicola Bosello Nicola, ti vediamo ma non ti sentiamo. Riprendiamo dopo. Provi. Bosello Nicola. Niente, ti vediamo, però ti vediamo, leggiamo che labiale, ripassiamo dopo. Ferragotto Monica. Favorevole. Balog Zagorka. Favorevole. Giao Michelangelo. Favorevole. Zili Raffaella. Favorevole. Patat Luigino. Favorevole. De Cecco Luca. Favorevole. Rolo Andrea. Favorevole. Finto Giovanni. Ah, scusate, sì, è assente. Venturini Sandro. Favorevole. Patat Mariolina. Favorevole. Ischiutti Marco. Favorevole. Gurisati Damiano. Favorevole. Bidoni Teresa. Favorevole. Piazza Anna. Favorevole. Dorotea Giacomino. Favorevole. Riproviamo solamente la seconda chiama con Bosello Nicola. Favorevole se mi sentite. Sì, ti sentiamo adesso, grazie. Okay, scusate. Quindi approvato all'unanimità, immediata esecutività dell'atto. Ci sono contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Approvato all'unanimità. Facciamo sui punti numero 4, 5, 6 e 7 un'unica illustrazione e discussione. Lascio la parola al consigliere Palese, che ringrazio come da consuetudine per essersi occupato di tutto quello che riguarda la parte della finanziaria, insomma, di queste variazioni e di queste dotazioni di cassa.
le passo a lei la parola e grazie di nuovo. Ovviamente il ringraziamento a lei e a tutti gli uffici che ovviamente anche in situazioni di difficoltà comunque hanno sempre garantito una pronta e tempestiva risposta. Grazie Sindaco, soprattutto agli uffici del ringraziamento va rivolto, direi, in questo momento. Allora, come avete visto in cartellina si tratta di 4 proposte di delibera, 2 tecniche che sono praticamente rituali ogni anno dopo l'approvazione del bilancio preventivo in questo periodo, e 2 invece riguardano delle delibere appunto di variazione d'urgenza effettuate dalla Giunta nelle competenze della Giunta in ordine al recepimento di alcuni finanziamenti e contributi che vengono appostati a bilancio, oppure per quanto concerne una spesa urgente che è stata che si doveva ovviamente svolgere gli adempimenti successivi. Il punto numero 4, vado veloce, riguarda una delibera tecnica relativa alla dotazione di cassa. Si tratta pertanto della presa d'atto dell'avvenuta delle dotazioni di cassa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 per il corrente esercizio. La delibera è stata praticamente presa dalla Giunta il 18 gennaio 2021, noi andiamo ovviamente a prendere stasera una ratifica e una presa d'atto, ed è la delibera numero 4 di Giunta appunto del 18 gennaio 2021, che va ovviamente, l'oggetto della delibera va a garantire il fondo di cassa non negativo, chiaramente, altrimenti non si potrebbe ovviamente svolgere alcuna funzione durante l'anno. Come dicevo, è una delibera tecnica ai sensi dell'articolo 175,5 bis del decreto legislativo 267 del 2000. Il punto numero 5 riguarda invece una delibera d'urgenza relativa a una variazione per una spesa, in quanto ha per oggetto il contributo di 12.900 euro che è stato stanziato per 3 progetti di servizio civile presentati nel 2020, di cui le ACLI sono l'ente capofila, e hanno comunicato appunto al Comune che la domanda è stata ammessa, il finanziamento per questi 3 progetti che erano stati presentati, la domanda nel 2020. Quindi la delibera è stata presa in quanto vi era la necessità di dar corso ovviamente a tutti gli adempimenti successivi per dar seguito ovviamente alla realizzazione dei progetti che sono in corso. Il punto numero 6 invece è la ratifica della variazione di bilancio adottata d'urgenza dalla Giunta, la delibera giuntale numero 35 del 12 marzo scorso. Come avete visto è quella più cospicua, va a impattare per la parte capitale per 545.000 euro, dati in particolare da maggiori entrate in conto capitale per 5,40 e da minori spese in conto capitale ovviamente per 5.000. Nello specifico gli interventi, come da tabella che credo che sia stata allegata alla delibera, riguardano 350.000 euro, sono praticamente il contributo che è stato allocato a bilancio per la ristrutturazione e l'adeguamento antisismico della scuola primaria, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 numero 160. Ulteriori 100.000 euro riguardano la quota per l'annualità 2021 del contributo regionale per i lavori di completamento del castello meccanizzata. La Regione ci ha concesso questo contributo, c'è un cronoprogramma triennale, quindi ogni anno vengono appostate le risorse regionali in base ovviamente a questo cronoprogramma. E poi abbiamo 90.000 euro ancora di contributi per l'efficientamento energetico che derivano dal cosiddetto decreto agosto, che è il decreto legge 104 del 2020, appunto, che poi è stato convertito successivamente in legge, che va a assegnare appunto ai comuni Sì, no, proseguo pure, consigliere, scusi. Si va a assegnare ai comuni appunto le risorse per investimenti relativi appunto a interventi di efficientamento energetico. In parte corrente invece la variazione
va a impattare per 438.622,50 e in particolare abbiamo maggiori entrate correnti per 364.389,03 e minori spese correnti per 74.233,47. Se andate a scandagliare il tabulato allegato alla delibera, troverete che in realtà le voci di spesa maggiori sono 3 alla fine dei conti, in quanto ben 330.000 euro di questi 364.000 euro di entrate vanno a finanziare in sostanza la materia delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative e sociosanitarie col trasferimento del fondo nazionale o comunque col trasferimento del fondo regionale. 9.000 euro invece è un contributo che viene di anno in anno ovviamente trasferito in questo periodo dalla regione per il sostentamento e il finanziamento dell'ufficio IAT dell'accoglienza turistica, e i 24.000 euro provengono da attività, da proventi relativa alla quota dell'impianto di cremazione. Poi ci sono vari storni ovviamente che vanno a far battere alla pari i 438.622,50. Al punto numero 7 invece abbiamo un'altra delibera tecnica che riguarda in sostanza il riaccertamento, ma in particolare ha per oggetto la verifica del fondo pluriennale vincolato. Qua io mi soffermerei sul parere dei revisori, che hanno individuato appunto che per la parte corrente le maggiori entrate correnti sono 24.990 e la quota del fondo pluriennale vincolato corrente è 229.008,68,70, finanziato per le maggiori spese correnti per 254.858,70. Per la parte capitale invece il riaccertamento ha previsto che ci sia il fondo in sostanza pluriennale vincolato al 31/12/2020 ha una consistenza pari ad euro 5.772.416,32. Cosa vuol dire? Sono tutte quelle risorse che soprattutto in parte capitale abbiamo in pancia per finanziare tutte le opere del piano delle opere triennali che stanno stanno galoppando in questo momento e quindi stanno prendendo corso anche gli interventi. Ecco, io mi fermerei qua, credo che sia sufficiente l'esposizione, poi se c'è qualche domanda sono a disposizione. Grazie consigliere Palese. Chiedo se ci sono interventi facciamo una discussione unica come dicevo. Prego consigliere Gurisati. Sì, allora una domanda due domande rispetto al punto 6, la ratifica al punto 6, che mi sembra anche quella più corposa e anche più forse significativa rispetto ad alcuni contributi che vengono inseriti. Le due domande riguardano la prima, la voce intervento di ristrutturazione per l'adeguamento antisismico della scuola primaria, nel senso che il contributo è significativo e se ne era già parlato tempo addietro della richiesta di questo contributo. Meno chiaro invece mi è anche rispetto ad alcune dichiarazioni stampa che sono comparse insomma abbastanza recentemente sui giornali, cioè quale sia esattamente la volontà dell'amministrazione rispetto a questo progetto, cioè se si stia parlando di una ristrutturazione in senso stretto del fabbricato esistente o proprio di una costruzione ex novo, e quindi se si può chiarire esattamente quali sono i termini del progetto dell'amministrazione, e anche quindi questa, che a questo punto diventerebbe una prima tranche se si tratta di una nuova edificazione, esattamente come verranno impiegati questi fondi. La seconda domanda invece riguarda i lavori di completamento del castello risalita meccanizzata e torate. Come ha detto il consigliere Palese prima, immagino appunto ci sia un cronoprogramma definito, e quindi vorrei sapere questi 100.000 euro per quale tranche dei lavori, per quale parte del cronoprogramma verranno poi destinati. Grazie. Grazie consigliere Gurisati. Prendo prima tutte le domande e poi do un esauriente di risposta, credo alla fine. Ci sono altri interventi?
non ci sono altri interventi, quindi allora innanzitutto faccio due o tre passaggini. Il primo è una situazione di rilievo che secondo me va considerata, sono anche i 12.000 erotti euro che vengono investiti per la collaborazione con dei ragazzi per il servizio civile. I progetti approvati, rientriamo dai progetti approvati e stiamo parlando di ben 10 ragazzi, e per questo ringrazio anche proprio l'interessamento di tutta la giunta, ma in particolare in questo caso dell'assessore Maragobiani e ovviamente degli uffici che hanno collaborato per tutto ciò, e credo che sia un risultato anche significativo del lavoro che sta facendo questa amministrazione anche nei confronti dei ragazzi dopo l'esperienza che abbiamo vissuto lo scorso anno, anche con il contributo che molti giovani dell'istituto dell'Isis Magarini Marchetti hanno dato nella gestione dei musei, anche assieme proprio all'assessore alla cultura Flavio Birilli. Anche in questa partita avevamo inserito dei progetti che legavano anche la casa di riposo, seguiti dall'assessore Ferragotto. Adesso vedremo come riuscire a far conciliare un po' anche il periodo dell'emergenza con il coinvolgimento di questi ragazzi, ma si occuperanno di turismo, di ambiente, ci sono diverse iniziative a riguardo per questi giovani, ed è un punto di partenza, perché riteniamo che nei prossimi anni continueremo ad adottare questa misura. Per quanto riguarda i 350.000 euro a cui fa riferimento lei, consigliere Gurisatti, non si parla di interventi di ristrutturazione in questo, ma si parla di spese di progettazione. Quindi questa somma qua prevede l'iter progettuale per la costruzione di un nuovo edificio, e solitamente è proprio propedeutico ad elaborare uno stato di progettazione avanzato, in modo tale da poter poi attingere ad ulteriori fondi per la costruzione intera dell'immobile. Quindi questi 350.000 euro ci porteranno ad avere un progetto definitivo, perlomeno, non so se esecutivo, proprio per una successiva domanda di contributo che purtroppo, dico ahimè, visto che siamo inseriti in zona sismica di prima categoria, quando c'è un grado di progettazione avanzato, quasi automaticamente si riesce a recuperare le risorse per la costruzione stessa. Poi sui tempi ci sono ovviamente dei tempi tecnici o dei tempi burocratici che a volte impediscono anche un fluido raggiungimento degli obiettivi. Faccio l'esempio per quanto riguarda l'ulteriore contributo di oltre 5 milioni di cui insomma avete notizia per la scuola media. Ad oggi non c'è ancora arrivato il decreto di assegnazione, quindi non avendo ancora ricevuto il decreto di assegnazione è evidente che non possiamo fare neanche in più di spesa per dare l'avvio all'iter progettuale. Quindi le chiederei di spegnere il microfono al consigliere Dorotea. Grazie. E quindi credo che questo sia un ulteriore passo per riqualificare un ulteriore plesso. Visto che ci siamo, leggerò di più. Nell'ultimo anno, nel 2020, abbiamo completato i lavori di adeguamento e sistemazione, insomma, di quello che è la scuola materna a capoluogo. Abbiamo presentato un progetto per una richiesta di contributo di quello che è l'asilo nido di Piovega, zona stazione Piovega. Abbiamo presentato la richiesta di finanziamento ed ottenuto questo finanziamento a 350.000 euro per la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione della scuola. Quindi immagino verrà definita proprio nelle prossime settimane che tutto sia collegato all'iter della realizzazione della nuova scuola media, quindi dove c'è attualmente la scuola media verrà realizzata la nuova scuola elementare in seguito a spostamento della scuola media presso il centro studi di via Felden, e quindi possiamo pensare di avere un patrimonio scolastico, se tutto va insomma come negli obiettivi di questa amministrazione comunale. È chiaro che sono obiettivi ambiziosi, però stiamo mettendo in piedi tutto quello che è necessario per riuscire a riconsegnare alla città. È evidente che non basterà una legislatura per rivedere tutto nuovo,
ma un patrimonio scolastico completamente rigenerato e ovviamente con qualità a favore degli studenti ovviamente di sicurezza di grande livello, perché crediamo di dover investire nei giovani, nei nostri ragazzi, nei nostri figli, perché sono il nostro futuro. A questo percorso è stato avviato un ulteriore percorso, vi do notizia perché ho fatto anche, abbiamo proprio organizzato un incontro ieri, se non mi sbaglio, sì, ieri lunedì, con l'assessore Pizzimenti, che ringrazio, perché anche i plessi scolastici delle scuole superiori saranno oggetto di cospicui interventi di ristrutturazione, e anche in questo caso si stanno facendo delle valutazioni se procedere con demolizione e ricostruzioni per riportare a nuovo anche quelle scuole. Quindi il percorso avviato, stiamo parlando, se non mi sbaglio, di un contributo già ottenuto con decreto dal Ministero di 7 milioni, se non mi sbaglio, 100 mila euro. Come capite anche sono contributi importanti ai quali devono essere implementati da risorse regionali, anche in questo caso di alcuni milioni, e quindi stiamo ragionando su investimenti su scuole che non si sono mai visti dall'epoca del post-sisma. Per quanto riguarda l'ulteriore posta di 90.000 euro integrativi ai già 90.000 che avevamo messo a bilancio sull'efficientamento energetico, ricordo che questa amministrazione sta spingendo notevolmente sugli interventi di efficientamento energetico, di riduzione della CO2 e dell'impatto ambientale, insomma della tutela soprattutto dell'ambiente. Stiamo spingendo in quella direzione e continueremo nella sostituzione dei generatori di calore con impianti meno energivori e che non emettono e a bassa emissione di CO2. Quindi continuiamo in questa direzione, continuiamo ad investire in tal senso, ci saranno risparmi per le nostre casse successivamente, e soprattutto a beneficiarne sarà l'ambiente e la comunità. I 100.000 euro del castello sono legati ad un lotto in stato di avanzamento. In questo caso stiamo attendendo un parere preliminare della soprintendenza che abbiamo coinvolto, e mi auguro che questo possa arrivare a breve. Non vi nascondo che già proprio ieri ho avuto modo di parlare con la soprintendente dottoressa Bonomi, che ringrazio, e mi auspico che questo diciamo, parere preventivo possa arrivare nel più breve tempo possibile. Credo di aver risposto a tutte le richieste avanzate dal consigliere Gurisatti. Se non ci sono altri interventi, io metterei ai voti. Allora, il punto numero 4 non è oggetto di votazione perché è una semplice presa da, se non mi sbaglio, comunicazione delle variazioni di valutazione di cassa, quindi questo non si vota. Il punto numero 5, facciamo votazioni separate. Il punto numero 5 all'ordine del giorno: ratifica e variazione del bilancio di previsione 2021-2023, adottata con deliberazione giuntale numero 18, datata 29 gennaio 2021. Reverend Roberto favorevole. Canelutti Loris favorevole. Canci Andrea favorevole. Canci Favorevole. Perfetto. Palese Andrea Favorevole. Perfetto, l'abbiamo sentita. Grazie. Palese Andrea favorevole. Di Giusto Mauro Favorevole. Bosello Nicola Favorevole. Ferragotto Monica Favorevole. Balog Zagorka Favorevole. Giao Michelangelo Favorevole. Zilli Raffaella Favorevole. Patat Luigino Favorevole. De Cecco Luca Favorevole. Brolo Andrea Favorevole. Venturini Sandro Astenuto. Patat Mariolina Mi astengo. Pischiutti Marco Astenuto. Gurisatti Damiano Astenuto. Vidoni Teresa Astenuta. Piazza Anna
Astenuta. Dorotea Giacomino. Astenuto. Immediata approvato a maggioranza. Immediata esecutività dell'atto. Ci sono contrari? Nessuno? Astenuti? Consigliere Pischiutti? Consigliera Patata, che mi sembra? Sì? Non ci sono altre... Astenuti? Cioè, non so. Ma di solito sull'immediata esecutività non è che ci sia proprio questa... Quindi, allora, chi si astiene all'immediata esecutività? Tutti quelli che hanno votato astenuto prima? Va bene. Beh, direi ecco. di sì. Ok. Sì, va bene, va bene. Va bene. Posso chiedere una cosa solo per le votazioni? Forse è più comodo se si chiede se ci sono delle difformità rispetto al voto precedente sull'immediata esecutività, così è più semplice come proposta. Va bene, grazie. Approvato a maggioranza. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Oggetto ratifica, variazione del bilancio di previsione 2021-2022, esercizio 2021, variazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000 adottata con delibera giuntale numero 35 del 12/3/2021. Revelat Roberto, favorevole. Canelutti Loris. Favorevole. Canci Andrea. Favorevole. Palese Andrea. Favorevole. Di Giusto Mauro. Favorevole. Bosello Nicola. Favorevole. Ferragotto Monica. Favorevole. Balo Zagorka. Favorevole. Giao Michelangelo. Favorevole. Zili Raffaella. Favorevole. Patar Luigino. Patar Luigino non l'abbiamo sentita. È andato via l'audio, la vediamo, veda se può ricollegare eventualmente. De Cecco Luca. Favorevole. Brollo Andrea. Favorevole. Patar Luigino, mi sembra che adesso è collegato. Favorevole. Perfetto. Favorevole. Perfetto. Venturini Sandro. Astenuto. Patar Mariolina. Astenuta. Ischiuti Marco. Astenuto. Gurisati Damiano. Astenuto. Bidoni Teresa. Astenuta. Piazza Anna. Astenuta. Dorotea Giacomino. Astenuto. Perfetto. Allora, ci sono approvato a maggioranza, ci sono difformità per l'immediata esecutività rispetto a quanto votato precedentemente. Non ci sono difformità, approvato a maggioranza anche l'immediata esecutività. Punto numero 7 all'ordine del giorno. Ratifica variazione di esigibilità per l'adeguamento fondo pluriennale vincolato ante riaccertamento ordinario residui, articolo 175,5 bis lettera E e articolo 3,5 del decreto legislativo 118/2011, adottata con deliberazione giuntale numero 36 del 12 marzo 2021. Revelant Roberto, favorevole. Canelutti Loris. Favorevole. Canci Andrea. Favorevole. Palese Andrea. Favorevole. Di Giusto Mauro. Favorevole. Bosello Nicola. Favorevole. Ferragotto Monica. Favorevole. Balo Zagorka. Favorevole. Giao Michelangelo. Favorevole. Zilli Raffaella. Favorevole. Patar Luigino. Favorevole. De Cecco Luca. Favorevole. Brollo Andrea. Favorevole. Venturini Sandro. Astenuto. Patar Mariolina. Astenuta. Pischiutti Marco. Astenuto. Gurisati Damiano. Astenuto. Bidoni Teresa. Astenuta. Piazza Anna. Astenuta. Dorotea Giacomino. Dorotea Giacomino. Dorotea Giacomino non c'è, è assente, è uscito un attimino, rientra subito credo. Approvato a maggioranza,
ci sono difformità rispetto al voto precedente? Nessuna difformità, approvata l'immediata esecutività a maggioranza. Punto numero 8 all'ordine del giorno: controdeduzioni ad osservazioni e opposizioni, nonché approvazione variante numero 70 PDGC, variante di livello comunale, articolo 63 sexies, legge regionale numero 25 2007. Avevamo già adottato questa variante alcuni mesi fa, se non erro. Non ci sono state osservazioni a riguardo, era la variante che dava la possibilità in particolare di recuperare il patrimonio edilizio esistente all'interno del nostro territorio comunale. Come dicevo, non ci sono osservazioni, quindi oggi andiamo in approvazione della variante del punto numero 8. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. È rientrato il consigliere Dorotea. Se posso, Sindaco? Scusi, si fermi, sì, ecco, prego, mi dica. No, un intervento, ma che anche una dichiarazione di voto. Sostanzialmente noi abbiamo già espresso le nostre perplessità in sede di adozione di questa variante, non tanto, come avevamo detto anche quella volta, nel merito, quanto diciamo il fatto che si continui ad andare avanti ragionando per pezzi anziché fare un ragionamento complessivo. E in quell'occasione avevamo detto che d'ora in avanti noi rispetto a varianti a pezzi non avremmo espresso un nostro parere, nemmeno di astensione, ma avremmo votato contro, e riconfermiamo questo. Grazie consigliere Venturini. Se non ci sono altri, prego consigliere Gurisatti. Al volo anch'io, solo per una dichiarazione di voto, confermando la posizione che avevamo assunto a dicembre rispetto alla contrarietà a questa variante, per le ragioni che esprimeva il consigliere Venturini, ma anche poi per un costante incremento della possibilità, diciamo, insediativa nel nostro comune, che, come avevo già detto a dicembre, è già molto alta rispetto al numero reale degli abitanti. Quindi confermiamo il nostro voto contrario. Grazie consigliere Gurisatti. Non ci sono altri interventi. Come avevo detto già a dicembre, in questa variante si sta parlando del recupero del patrimonio edilizio esistente. È evidente che la situazione della capacità insediativa del comune di Gemona è anche legata ad alcuni parametri e indici urbanistici, ovviamente, e quindi non è neanche veritiera rispetto probabilmente a quella che è la reale capacità, perché molte nei vari passaggi negli anni ci sono state ovviamente delle modifiche anche legislative rispetto alla possibilità di edificare e di calcolo delle superfici, dei volumi utili degli immobili, e anche gli indici urbanistici hanno subito delle variazioni, tant'è vero che i nuovi lotti che sono centellesimati, dobbiamo dire, da quando senz'altro c'è questa amministrazione comunale, sono legati a piccoli lotti di 500-600 metri ciascuno, questo perché gli indici urbanistici consentono tale possibilità. Quando altri hanno fatto la casa in passato, hanno avuto problemi di farla o non l'hanno neanche fatta, occupano comunque delle superfici edificabili che hanno degli indici urbanistici molto elevati, perché l'edificabilità in passato aveva superfici di gran lunga superiori che oggi non servono proprio non servono in misura tale. Quindi non escludo che in futuro non possiamo eventualmente rivedere anche qualcosa a tal riguardo. Comunque questa amministrazione comunale si distingue senz'altro anche e soprattutto per un percorso avviato in passato legato alla riqualificazione del patrimonio esistente, edilizio esistente, perché crediamo ovviamente di dare priorità a questo anche per riuscire a mettere in circolo quelli che sono gli incentivi che in questo momento possono dare un contributo proprio per la riqualificazione degli stessi. Quindi
quindi votiamo il punto numero 8 all'ordine del giorno. Con deduzione, osservazione e opposizione, nonché approvazione variante numero 70 per l'EGC, variante a livello comunale, articolo 63 sex, legge regionale numero 5/2007. Revelat Roberto, favorevole. Canelutti Loris. Favorevole. Canci Andrea. Favorevole. Palese Andrea. Favorevole. Di Giusto Mauro. Favorevole. Bosello Nicola. Favorevole. Ferragotto Monica. Favorevole. Ballo Zagorka. Favorevole. Giao Michelangelo. Favorevole. Zili Raffaella. Favorevole. Patat Luigino. Favorevole. De Cecco Luca. Favorevole. Rolo Andrea. Favorevole. Venturini Sandro. Contrario. Patat Mariolina. È saltata la connessione a Mariolina, mi ha appena scritto un messaggio. Allora facciamo assente in questa votazione e dopo eventualmente si rientra. Pischiutti Marco. Contrario. Gurisati Damiano. Contrario. Vidoni Teresa. Contraria. Piazza Anna. Contrario. Dorotea Giacomino. Contrario. Riproviamo Patat Mariolina. Non si è connessa, speriamo possa riconnettersi subito. Approvato a maggioranza, immediata esecutività dell'atto se non ci sono difformità rispetto alla votazione precedente. Non ci sono difformità e dichiaro immediata esecutività al punto numero 8 all'ordine del giorno approvato a maggioranza. Punto numero 9 all'ordine del giorno. Miglioramento della viabilità di accesso e della funzionalità del centro di interscambio modale regionale CIMR di secondo livello, realizzazione rotatoria fronte stazione ferroviaria, approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai fini dell'adozione della variazione di livello comunale per il GC, variante numero 72, e direi di fare un'unica discussione anche il punto numero 10, che è legato al recupero della Roggia dei Mulini come sistema lineare integrato di natura, spazi aperti pubblici e percorsi ciclabili, un dispositivo di lettura dei paesaggi della pianura gemonese, realizzazione della pista ciclopedonale in via dei Piopi, realizzazione rotatoria tra via Dante Alighieri e via dei Piopi, approvazione del progetto di fattibilità tecnica e economica ai fini dell'adozione della variante di livello comunale anche RGC, variante numero 71. Facciamo una discussione unica se non ci sono contrari. Non ci sono contrari. Di fatto si parla di uno studio che è stato elaborato per la valutazione di tutta quella che è la viabilità della zona della stazione, andando a risolvere dei punti critici che sono legati da una parte all'incrocio in prossimità del parco giochi della Borgata di Piovere, in prossimità dell'Eden Park, dell'intersezione in fronte destra di uscita di via dei Piopi e dell'intersezione fronte stazione. La necessità di addivenire alla presentazione di queste due varianti in Consiglio Comunale sono legate a dei piccoli sfridi che sono interessati da una piccola modifica urbanistica e che quindi portiamo qua in approvazione. Sono divise per il semplice fatto che sono figlie di due contributi di origine di natura diversa, in questo caso 160.000 euro per la realizzazione dell'opera, che fanno parte di un contributo più cospicuo di 250.000 euro della Roggia dei Mulini, che ha seguito il vice sindaco Canelutti in particolare, e di un ulteriore finanziamento di 200.000 euro, e interessa anche diversi altri comuni, ed un ulteriore contributo di 200.000 euro che abbiamo ottenuto per la zona di riqualificazione della stazione, anche grazie all'interessamento del consigliere Palese. Non so se ci sono interventi al riguardo. Prego. Allora, prima ho visto, mi sembra, se non mi sbaglio, il consigliere Venturini e poi la consigliera Piazza.
Prego. Intanto faccio una domanda e poi faccio l'intervento. Allora, volevo capire, da quanto ho visto, almeno dagli elaborati che ci avete trasmesso, la viabilità di Via dei Pioppi, o l'intervento di Via dei Pioppi si ferma sull'incrocio con Via Piovega, no? Non c'è diciamo, la risoluzione anche di quell'incrocio. Da quanto so, da quanto conosco, la prosecuzione della ciclabile corre poi, diciamo, sul lato sinistro, andando verso Artegna, di via, non so come si chiama. Della Roggia. Via della Roggia. Via della Roggia si chiama? Sì, di Via della Roggia. Volevo capire, nel progetto attuale è stato già sviluppata un'idea di come risolvere quell'incrocio che risulta pericoloso e anche come proseguire con l'intersezione della pista ciclabile tra il superamento, diciamo, di Via Piovega. Poi faccio l'intervento, intanto vorrei una risposta. No, faccia pure l'intervento subito se deve farlo, così rispondiamo dopo. Allora, sì. faccio subito l'intervento e l'intervento si aggancia alla domanda, perché se noi avessimo avuto, come io speravo, prima del discorso di stasera, discusso e visto e contribuito anche alla realizzazione del BC Plan, di cui ti parla da tempo e di cui c'è anche un ordine del giorno nella quale abbiamo condiviso anche la necessità di un lavoro di partecipazione su questo strumento, la domanda che io ho fatto non sarebbe necessaria, no? Perché avremmo già visto e già capito non solo come si svincola quell'incrocio, ma come si sviluppa tutto l'intero discorso della ciclabilità a Gemona. Avevo sentito voci, insomma, che prima di Natale, poi dopo Natale avremo discusso di questo, mi auguro anche in sede di Consiglio Comunale e mi auguro con un documento aperto, perché credo che su questo, come peraltro lo stesso strumento prevede, sia necessaria una ampia partecipazione, un'ampia condivisione. Ho letto in questi giorni che comuni, diciamo, analoghi al nostro, Codroico per capirci, no, hanno fatto un grosso lavoro di condivisione, di raccolta di idee, no? Da parte dei portatori di interesse, voi cittadini, voi scuole, voi associazioni di categoria, voi associazioni varie, insomma, in qualche modo, e mi augurerei che lo stesso si possa fare per la costituzione di questo strumento nel nostro comune. Corre, peraltro, ribadisco che insieme abbiamo anche, come dire, approvato in un ordine del giorno dello scorso anno, forse dell'anno precedente e ancora. Quindi ovviamente essere assolutamente, diciamo, propensi a interventi di questa natura. Ricordo peraltro che il progetto, come diceva anche il sindaco, della sistemazione l'ambito della Roggia è legato al piano paesaggistico regionale, c'è un contributo anche, diciamo, della precedente amministrazione regionale che viene utilizzato, insomma, per quest'opera e che abbiamo sempre sostenuto e detto chiare lettere che condividiamo un approccio in cui si privilegi una viabilità lenta, in cui si faccia un ragionamento che non è solo, come abbiamo detto più volte, un ragionamento di tipo turistico, ricettivo, no? Postato, diciamo, su quell'aspetto che sicuramente è importante, ma prima di tutto è un ragionamento che riguarda la mobilità e la vivibilità dei cittadini all'interno della nostra città, ed è per questo appunto che ribadiamo la nostra disponibilità, ampia disponibilità a dare un contributo di idee al BC Plan, e posso dire, insomma, che su questa linea ho potuto ascoltare anche diversi cittadini, diverse anche associazioni che si sono rese assolutamente disponibili a una partecipazione attiva. Credo che il valore aggiunto di questo strumento non è solo quello, diciamo, pianificatorio in sé, ma è proprio quello di portare un livello culturale, alzare un livello culturale su una mobilità che ormai è evidente a tutti, nei piccoli e nei grandi comuni, ma noi ormai
ma credo che a Gemona la cosa sia abbastanza evidente, basta, come dire, provare a attraversare le vie di ingresso a Gemona. Io che attraverso la via Osopo frequentemente, nelle ore di punta il traffico è notevole, e c'è bisogno invece di cominciare a muoversi con mezzi alternativi, almeno sulle brevi distanze cittadine. Grazie. Grazie consigliere Venturini. Credo che volesse intervenire la consigliera Piazza. Anna, prego. È rientrata la consigliera Patat Mariolina. Combinato. Grazie. Sì, il consigliere Venturini mi ha anticipato la domanda, perché anch'io volevo delle delucidazioni in merito appunto al piano del BC Plan, ma immagino appunto che risponderà direttamente, quindi faccio solo la domanda. Volevo chiedere se in Via dei Pioppi sarà previsto il mantenimento dei parcheggi lato della scuola, che sono attualmente sulla strada, oppure, visto che è previsto appunto il senso unico, verranno tolti. Grazie. Grazie consigliera Anna Piazza. Ci sono ulteriori interventi? Se no posso fare una domanda? Aspetta che cerco di capire chi. Prego consigliere Dorotea. Sì. No, una valutazione, adesso non so quale sia stata alla base, ma per quale ragione si è optato per una rotonda fronte stazione e non per un semaforo? Forse meno costoso e comunque che garantiva comunque lo scorrimento in sicurezza dei veicoli. Visto stante anche il fatto che le rotonde, almeno a Gemona, per buona parte purtroppo, non sempre hanno garantito la sicurezza. Ne vediamo parecchie che hanno avuto in questi periodi parecchi incidenti. Grazie. Grazie consigliere Dorotea. Mi permette una battuta, faccio finta di non aver sentito la sua proposta, perché veramente nel 2021, veramente non voglio mancarle di rispetto, ma prevedere un'intersezione semaforica ove tutte le operazioni che si stanno facendo, non solo a Gemona devo dire, ma in molti posti, sono proprio orientate a trovare una soluzione di rimozione delle intersezioni semaforiche, che invece sono molto spesso pericolose e non danno sempre quella giusta sicurezza in vari luoghi. Quindi crediamo di consegnare alla città un'opera di gran lunga diversa e senz'altro per Gemona credo sia giusto ogni tanto avere l'ambizione di fare anche delle proposte che siano per la città qualificanti e risolutive definitivamente di alcuni problemi. Quindi veramente la prenda solo come una battuta. Abbiamo fatto delle valutazioni, ma mai ci è passato per la testa di fare un nuovo semaforo in quel sito, che credo potrebbe avere notevoli criticità, andando ulteriormente ad aggravare quella che è già una situazione che in determinati orari invece si presenta. La volontà è quella di rendere più fluido invece il transito in quella intersezione. L'occasione diciamo che mi è anche ghiotta questa per fare due considerazioni, una rispetto alla vostra votazione precedente. È il classico esempio che se si vuole dare un contributo alla città sul ragionamento che avete fatto sulle varianti urbanistiche, questa è un po' anche una sfortuna, perché poteva capitare in un altro consiglio comunale, capita a puntino, perché dal ragionamento che avete fatto voi prima non si possono più portare delle variazioni urbanistiche perché bisogna mettere giù un piano nuovo. Qua ci troviamo nella variante successiva, che sono proprio la 71, se non mi sbaglio, e 72, 71 e 72, confermo, proprio perché dimostrano l'esigenza di dover intervenire anche con semplice approvazione di progetti. Io sono convinto che nel recente passato, o anche meno recente, non sono mica state fatte 70 varianti generali di revisione di tutto quello che è il tessuto e la pianificazione urbana. Io credo che forse una ventina sulle 70 possono aver avuto origine un po' più ambiziosa di una variante. Tutto il resto sono varianti micro come questa qua, che interessano forse complessivamente qualche decina di metro quadrato, anche di stralci di viabilità, e capiamo che molto spesso gli strumenti su cui intervenire non possono essere diversi. Cioè, se dobbiamo attendere un piano regolatore generale o se dobbiamo attendere di fare una variante di non so quale natura, queste opere qua le facciamo nel 2045.
Quindi è evidente che invece un'amministrazione che è attenta, appena ha la disponibilità dei progetti, li porta in consiglio, una volta approvati fa chiamare i professionisti e gli chiede per cortesia di correre, perché abbiamo bisogno di appaltare e realizzare le opere in modo tale che vengano date risposte alla città. Credo che questo sia il modo corretto di operare, non è che mi faccia una malattia se siamo alla 70, alla 71 o all'85, che poco mi cambia, anzi l'importante è riuscire a dare risposte tempestive a quelle che sono le esigenze e il mutarsi della città. Per quanto riguarda invece, mi ero segnato anche qualcosa per quanto riguarda il BC Plan. Anche su questo c'è da dire che non so se è la prima volta, o senz'altro comunque abbiamo fatto un lavoro credo anche innovativo, che poi c'è stato anche mutuato da altre amministrazioni comunali, andando proprio a chiedere alla cittadinanza un contributo in tal senso, ed è stato seguito dall'assessore Goi, che dopo non so se vuole integrare qualcosa, ma abbiamo proprio chiesto, sulla base di un format con una serie di domande, quelle che potevano essere i contributi che i cittadini, che sono i primi fruitori e i primi che vogliamo coinvolgere in qualsiasi ragionamento, da mettere nella disponibilità del Consiglio Comunale, perché non è che questo è un patrimonio di tutti, quindi vogliamo veramente condividerlo nella stesura definitiva del BC Plan, detto che in tanti stanno approvando dei BC Plan, ma chi deve approvare prima di tutto il BC Plan è la Regione, quindi nel momento in cui la Regione avrà approvato il suo BC Plan, per il quale noi insomma siamo abbastanza attenti, i ragionamenti che facciamo sono di concerto, e non è un caso che le nostre reti ciclabili stiano ottenendo dei finanziamenti, perché andiamo negli uffici, parliamo con gli assessori, parliamo con i funzionari e diciamo: questi qua sono i nostri obiettivi, possiamo ragionare assieme alla Regione perché siano una sintesi delle varie esigenze. Quindi sono arrivate ben 400, se non mi sbaglio, proposte o contributi o stimoli da parte dei cittadini. Poi magari passo la parola all'assessore Goi, come dicevo, proprio perché abbiamo voluto partire veramente dal basso, ottenendo un loro contributo. Credo che 400 stimoli non siano veramente cosa da poco, e sono ovviamente un contributo che metteremo nella disponibilità di tutti i consiglieri, nel momento in cui credo che abbiamo chiuso proprio in questi giorni la possibilità, e abbiamo coinvolto anche in questo caso anche le scuole, anche gli istituti superiori, proprio per fare un ragionamento in tale direzione. Proprio quello che ci avete detto, noi l'abbiamo fatto da diverse settimane, da diversi mesi. Non so se l'abbiamo attivato a fine anno, non so se era novembre o dicembre, adesso non ricordo, forse l'assessore sarà più preciso. Comunque quello che abbiamo voluto fare è intervenire proprio con il massimo coinvolgimento della cittadinanza. Per quanto riguarda i progetti sono risolutivi anche di diverse criticità. Ovviamente c'è un collegamento anche tra la pista ciclabile di Via dei Pioppi e di Via della Roggia, che ricordo avete votato contrario quella volta, e invece l'intenzione era proprio quella di dare continuità e di creare un ulteriore collegamento con quella che sarà l'FVG3, FVG6, chissà che non sia anche FVG1, vedremo quello che succederà, e che si collegherà alla porta sud di Gemona. Io lascerei la parola all'assessore Goi se se vuole intervenire, oppure veda lei. Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Non c'è tanto da aggiungere, anche perché passerà in Consiglio Comunale, ci sarà un'ampia discussione dopo aver sentito anche ulteriori stakeholders, oltre ai 405 che hanno già aderito al nostro sondaggio che poi dopo è stato copiato, utilizzato, come ha detto il Sindaco, anche in altre amministrazioni, e questo va benissimo. Non serve ricordare insomma come questa amministrazione comunale, questo gruppo ha da subito intravisto che c'era da mettere mano alla mobilità sostenibile di Gemona, allo sviluppo delle ciclabili, ad aumentare lo spazio a pedoni e ciclisti, riducendo lo spazio alle auto, riducendo la velocità, introducendo dei sensi unici. Abbiamo visto Ospedaletto, adesso sarà via dei Pioppi. Per quanto riguarda il BC Plan, noi stiamo attendendo l'approvazione del BC Plan Master, così regionale, che
fine aprile, massimo primi di maggio sarà attuato. Ci sono delle piccole variazioni, anche ci saranno delle novità, nuove ciclovie proprio regionali che proprio vanno, grazie anche al nostro interessamento, andranno a influire proprio ad arricchire ulteriormente Gemona hub, diciamo bike friend, ecco, capitale della bici, così come siamo indicati spesso in regione. Ci sarà questo aggiornamento, noi puntiamo a portare la bozza entro i primi giorni di maggio. Appena avremo questa indicazione del master regionale, sentiremo commissione capogruppo e le associazioni di categoria, i commercianti e altri stakeholders appunto che possono dare il loro contributo. C'è da dire, subito stiamo attuando, comunque erano previste nel bando che abbiamo presentato e ottenuto finanziamento delle isole felici del ciclista, che stiamo attuando in questi giorni, per aumentare appunto gli spazi di vivibilità dei ciclisti, e non solo appunto cicloturisti, ma anche per i cittadini gemonesi che si spostano per incontrarci o per andare a lavorare o per andare a fare shopping o solo per divertimento, insomma, senza dimenticare tutta la parte legata all'enduro, alla parte montana che stiamo sviluppando. Quindi una visione a 360 gradi, avremo modo di riparlarne in questo consiglio ampiamente quando ci sarà appunto dell'approvazione del PC Plan, appunto. Sì, grazie assessore Goi. Ovviamente ci sarà anche un coinvolgimento preventivo, diciamo preliminare, rispetto a quello che sarà l'atto formale del Consiglio, quindi avremo modo di rivederci e di allargare un po' i ragionamenti una volta che avremo abbastanza definito, insomma, in maniera un po' più completa quelli che sono i dati che oggi abbiamo nella nostra disponibilità. Segnalo ancora due passaggi che assieme a promotorismo e grazie anche ovviamente ai contributi che sia l'assessore Goi che l'assessore Gubiani che il consigliere Palese stanno dando, stiamo ragionando per costituire proprio nella nostra cittadina e nel nostro territorio un hub della bici, perché di fatto sarà non solo un punto di passaggio fondamentale per l'FUG1 e l'FUG3 e l'FUG6, ma diventerà veramente un punto dal quale si potrà partire con i collegamenti treno, ovviamente bus e lungo le ciclovie, per soddisfare un po' tutti i palati. Un'ultima indicazione, anche con la comunità di montagna, la strategia di sviluppo territoriale che abbiamo proposto alla Regione nelle scorse settimane o comunque non più tardi di 10 giorni fa, è proprio lo sviluppo della ciclabilità e del completamento di tutte quelle che sono le direttrici principali. Questa è una linea che abbiamo condiviso con tutti i sindaci del territorio ed è un punto del quale possiamo senz'altro andare orgogliosi, perché intravediamo per la città un possibile sviluppo, è sì vero, legato alla mobilità locale, perché è chiaro che le infrastrutture servono sia ai residenti, ma servono anche a tutti quelli che saranno i cicloturisti che verranno nella nostra città. Ed anche per questo stiamo investendo notevoli risorse, anche grazie a dei contributi europei che abbiamo vinto grazie a delle progettualità ovviamente interessanti, per la realizzazione di queste isole del ciclista, ma non si parla solo delle isole del ciclista, si parla anche di un potenziamento di tutta quella che è la cartellonistica, la promozione su quelli che sono gli strumenti oggi disponibili, sia in modo cartaceo sia in modo digitale. Quindi è chiaro che ci stiamo posizionando in una piattaforma, in un modello che ha un respiro molto molto ampio rispetto a quelle che sono state le visioni fino a poco tempo fa. Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto, credo prima Gurisatti. Damiano? Sì, grazie, eccomi. Allora sì, una dichiarazione di voto e una veloce replica rispetto al confronto che è stato fatto con la nostra precedente posizione di contrarietà sulla variante numero 70. Allora noi fin da inizio mandato ci siamo posti come obiettivo il merito dei provvedimenti che si portano in Consiglio, e proprio perché valutiamo il merito ci riserviamo molto liberamente di poter esprimere un voto contrario alla 70 e un voto di altro tipo alla 71
non ho mai vincolato, diciamo così, il nostro voto a votazioni precedenti, primo aspetto. Secondo aspetto, noi oltre che il merito valutiamo la sostanza. Allora, la variante 70 è una variante a tutti gli effetti, nel senso che produce degli effetti urbanisticamente significativi anche sul numero degli abitanti, teorici, e questa è una micro variante, quindi in realtà la valutazione anche politica che facciamo stasera su questi due progetti non è sulla sostanza della variante, che è ovviamente infima di per sé, quanto sul progetto in sé. E sul progetto in sé nulla da dire, è un buon progetto. Fin da quando il sindaco ci aveva anticipato in capogruppo questa volontà progettuale, io avevo espresso il mio favore a quest'idea e lo manifesto anche stasera, tanto più che da quello che ho potuto vedere dei progetti mi sembrano progetti di qualità e che soprattutto, oltre che risolvere una serie di problemi annosi per quanto riguarda il traffico di quella zona della nostra città, migliorano la qualità urbanistica di uno dei punti d'accesso poi al centro storico, in particolare per chi esce dalla stazione, in particolare immaginando anche uno sviluppo turistico di questa zona. Dicevo che noi ci occupiamo di merito e di sostanza, ma a proposito di sostanza, ecco, non credo basti dire che si fa la condivisione rispetto al Biciplan, non basta dirlo perché la condivisione si realizzi, la condivisione poi va fatta. E credo va fatta anche al di là di un forum online, che pure è uno strumento utile, che si usa in molti contesti per poter avere un primo riscontro, e quindi nulla da dire, ma poi ci sono dei passaggi successivi. Ecco, se invece si arrivasse, come ho sentito dire, alla condivisione al momento del voto dell'atto, beh sì, certo che a quel punto si condivide, ci mancherebbe altro in Consiglio Comunale, però la condivisione io credo va fatta prima perché quel progetto abbia un senso. Quindi rinnovo l'invito che ha già espresso anche il consigliere Piazza stasera a dare davvero seguito a quello che si è detto rispetto alla condivisione sul Biciplan. Ricordo una capigruppo in cui si è detto non, come dire, politicizziamo la condivisione sul Biciplan perché poi ci sarà nei fatti. Ecco, io starei ancora aspettando i fatti rispetto a questa condivisione. Quindi, ripeto, il nostro parere è favorevole rispetto a questi due progetti perché valutiamo merito e sostanza, ma proprio perché valutiamo poi la sostanza, spero che anche la condivisione sia altrettanto sostanziale. Grazie. Grazie consigliere Gurisatti, consigliere Venturini. Dopo devo dare la risposta anche alla richiesta che aveva fatto la consigliera Anna Piazza a cui non avevo risposto precedentemente, chiedo scusa. Anch'io una breve replica, una breve dichiarazione di voto. Per quanto riguarda, ma mi associo a gran parte a quello che ha appena detto il consigliere Gurisatti sul discorso delle varianti. Siamo tra persone intelligenti e quindi insomma non credo servano altre parole insomma per capire il significato di posizioni politiche piuttosto di un tipo piuttosto che di un altro, insomma, no? Mi sembra del tutto evidente. Lo stesso dicasi per il discorso della partecipazione. Anch'io condivido insomma il fatto che si possa così raccogliere online 400 questionari, va tutto bene, però non è questa la partecipazione, insomma, no? O almeno la partecipazione come noi la intendiamo. E inoltre, come dire, la partecipazione nasce nel momento in cui, soprattutto in questi strumenti, come dire, si parte con non dico con un foglio bianco, ma con un foglio abbozzato, insomma, no? In cui c'è la disponibilità anche, come dire, ad accogliere proposte alternative o comunque a costruire insieme un percorso. Ripeto, questo era quello che ci eravamo detti e avevamo scritto anche in un ordine del giorno. Quindi anch'io, insomma, attendo fiducioso e disponibile diciamo, noi abbiamo espresso la massima disponibilità a una collaborazione per interessi e perché ci crediamo fino in fondo anche noi a questi aspetti. Riguardo ai progetti, come dire, il tempo e anche le modalità con cui ci siamo scambiati, in cui lavoriamo insomma, in questo Consiglio Comunale non ci ha consentito di poter leggere, di poter guardare, di poter, come dire, approfondire i dettagli del progetto. In linea di massima siamo anche noi favorevoli, ma non avendo appunto avuto il tempo e nemmeno
la possibilità per vicende del Covid di poter insomma leggere le carte e guardarle in maniera approfondita, ribadisco, mantenendo un atteggiamento comunque di favore rispetto alle opere che si vanno a proporre, faremo un nostro voto di astensione. Grazie consigliere Venturini. Alla consigliera Anna Piazza, sì, confermo che nel progetto di riqualificazione, insomma, di quella che è Via dei Pioppi, saranno comunque mantenuti dei parcheggi sulla viabilità, ovviamente per dare una risposta a quelle che sono le esigenze del plesso scolastico. Verranno ulteriormente implementati anche alcuni parcheggi sul fronte condominio, per intenderci Carlucci, infatti se vedete gli elaborati sono stati ricavati proprio anche lì alcuni parcheggi per soddisfare un po' le esigenze di quelle che sono le attività in prossimità e che vengono ovviamente per compensare quelli che vengono eliminati dalla presenza della rotatoria. Quindi per quanto riguarda le varianti, mi sembrava di aver capito nella discussione precedente che non si sarebbe più votato a favore, avevo capito questo e quindi mi scuso se avevo capito male, ma mi sembrava di aver capito così, andrò a risentirmi la registrazione per avere maggior tranquillità a riguardo. Riguardo alla partecipazione, io non so qual è la partecipazione che ognuno intende. Noi crediamo di aver portato uno strumento nuovo e credo che sia giusto dare dignità a quelle 400 persone che sono intervenute, che le parifico al mio stesso pensiero. Quindi metterei ai voti i due ordini del giorno in maniera separata, quindi il punto numero 9 all'ordine del giorno: miglioramento della viabilità di accesso e della funzionalità del centro di interscambio modale regionale CIMR di secondo livello, realizzazione rotatoria e fronte stazione ferroviaria, approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai fini dell'adozione della variante di livello comunale per PRGC variante numero 82. Reverend Roberto favorevole. Canilutti Loris favorevole. Canci Andrea Favorevole. Palese Andrea Favorevole. Di Giusto Mauro Favorevole. Bosello Nicola Favorevole. Ferragotto Monica Favorevole. Ballo Zagorka Favorevole. Giao Michelangelo Favorevole. Zilli Raffaella Favorevole. Patat Luigino Favorevole. De Cecco Luca Favorevole. Brollo Andrea Favorevole. Venturini Sandro Astenuto. Patat Mariolina Astenuta. Ischiutti Marco Astenuto. Gurisatti Damiano Favorevole. Bidoni Teresa Favorevole. Piazza Anna Favorevole. Dorotea Giacomino. Astenuto. Approvato a maggioranza. Se non ci sono, per l'immediata esecutività dell'atto, chiedo se ci sono difformità rispetto alla votazione precedente. No, quindi approvato a maggioranza. Punto numero 10 all'ordine del giorno. Oggetto: recupero della Roggia dei Mulini come sistema lineare integrato di natura, spazi aperti pubblici e percorsi ciclabili, un dispositivo di lettura dei paesaggi della pianura gemonese, realizzazione di una pista ciclopedonale in Via dei Pioppi e realizzazione rotatoria tra Via Dante Alighieri e Via dei Pioppi, approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai fini dell'adozione della variante a livello comunale per PRGC variante numero 71. Reverend Roberto favorevole. Canilutti Loris Favorevole. Canci Andrea Favorevole. Palese Andrea Favorevole. Di Giusto Mauro Favorevole. Bosello Nicola Favorevole. Ferragotto Monica Favorevole. Ballo Zagorka Favorevole. Giao Michelangelo Favorevole. Zilli Raffaella Favorevole. Patat Luigino Favorevole. De Cecco Luca Favorevole. Brollo Andrea Favorevole.
Venturini Sandro, Astenuto. Patat Mariolina, Astenuta? Fischiuti Marco, Astenuto. Gurisatti Damiano, Favorevole. Vidoni Teresa, Favorevole. Piazza Anna, Favorevole. Dorotea Giacomino. Astenuto. Approvato a maggioranza. Per l'immediata esecutività dell'atto chiedo se ci sono difformità rispetto alla votazione precedente. Nessuna difformità. Approvato a maggioranza. Punto numero 11 all'ordine del giorno. Oggetto adesione al Consorzio Musicisti del Friuli. Questa è una delibera che abbiamo portata in consiglio dopo un'attenta valutazione di quella che è una straordinaria opportunità anche per il comune di Gemona legata alla presenza della scuola dei musicisti del Friuli di Spilimbergo. Vi invito tra l'altro tutti ad andare a vedere questa bellissima realtà che è conosciuta a livello mondiale ed è un orgoglio proprio della nostra terra. Aderiamo a questo consorzio assieme a tantissimi altri comuni della nostra regione, anzi devo dire che forse lo facciamo un po' in ritardo, ma è bene che ci siamo perché veramente questa scuola merita particolare attenzione ed anzi non escludo neanche un coinvolgimento, vista la disponibilità del presidente e del direttore di svolgere insomma delle attività, di proporre delle attività anche presso il nostro comune, di riuscire a coinvolgere proprio ulteriormente, perché è bene che la conosciamo sempre di più. Quindi non so se ci sono interventi al riguardo. Prego, consigliera Patata. Dunque, l'arte del mosaico, lo sappiamo, fa parte della storia del Friuli, quindi a partire dai Romani, pensate poi ad Aquileia, pensate alla Basilica di Santa Eufemia, ma non dimentichiamo che nell'Ottocento mosaicisti anche di Gemona sono andati in giro per l'Europa a fare dei lavori importanti, non solo di Spilimbergo, e quindi il fatto che negli anni 50 del secolo scorso a Spilimbergo sia stato costituito questo consorzio è solo un dare ufficialità a un'attività che comunque fa parte del nostro territorio, che è la nostra storia. Quindi positiva come iniziativa. Ho visto che al 2020 sono 47 le entità che si sono consorziate, non solo istituzionali ma anche economiche e addirittura religiose. Alcune hanno un numero elevato di quote e da quello che ho letto il comune di Gemona avrebbe una quota sola, giusto? Il comune di Gemona entrerebbe nel consorzio acquistando una quota. Se non sbaglio, c'è un contributo di partecipazione annuale di 1.200 euro, se non sbaglio. Allora, non capisco bene com'è dal punto di vista appunto contabile. Cioè, l'adesione al consorzio costa al comune 1.200 euro annuali e questo corrisponde a una quota, perché alla fine dello statuto c'è un allegato, a conclusione dello statuto c'è un allegato nel quale appunto c'è l'elenco di tutti gli enti, diciamo, che fanno parte di questo consorzio. Alcuni hanno una quantità di quote elevate, altri invece ne hanno una sola. E quindi i 1.200 euro sono annuali, sono il costo di una quota. E un'altra domanda, poi magari nell'articolo 46,5 dello statuto è previsto che gli enti che fanno parte del consorzio siano tenuti a far pareggiare poi il bilancio, perché si dice addirittura che il pareggio del bilancio quindi verrà fatto in proporzione alle quote di partecipazione.
E nella documentazione io non ho trovato, ad esempio, un rendiconto degli anni precedenti per sapere qual è la situazione dal punto di vista appunto contabile di questo consorzio. Io non so se posso avere qualche notizia in proposito, quindi l'iniziativa in sé è valida. Ci vorrebbero queste garanzie, se lei sindaco o chi per lei ci può chiarire insomma com'è questa faccenda, volentieri. Grazie. Grazie consigliera. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Beh sì, confermo che la quota è una, i 1.200 euro sono annuali, la quota annuale di partecipazione, le confermo, e per quanto riguarda l'articolo 46 ovviamente è stato valutato da tutti gli uffici e soprattutto dalla Terna, come vede c'è anche in questo caso il parere dei revisori dei conti, proprio andando a valutare tutti quelli che sono i bilanci della società, una società che ha anche delle compartecipazioni ovviamente pubbliche, come potete vedere, e anche delle contribuzioni regionali. I bilanci sono stati comunque valutati proprio anche dai revisori dei conti e dagli uffici, quindi credo che ci siano ampie garanzie al riguardo. Tra l'altro anche proprio le percentuali, il numero di quote, come potete vedere, sono molte e non credo sia un rischio elevato per l'ente, come per assicurarlo ovviamente. Se non ci sono altri interventi, io metterei ai voti il punto numero 11 all'ordine del giorno, adesione al consorzio musicisti del Friuli. Reverend Roberto favorevole, Canilucci Loris Favorevole. Canci Andrea Favorevole. Palese Andrea Favorevole. Di Giusto Mauro Favorevole. Bosello Nicola Favorevole. Ferragotto Monica Favorevole. Vallo Zagorca Assolutamente favorevole. Giao Michelangelo Favorevole. Dilli Raffaella Favorevole. Patar Luigino Favorevole. De Cecco Luca Favorevole. Brollo Andrea Favorevole. Venturini Sandro Favorevole. Patar Mariolina Favorevole. Ischiutti Marco Favorevole. Gurisatti Damiano Favorevole. Vidoni Teresa Favorevole. Piazza Anna Favorevole. Dorotea Giacomino Favorevole. approvato all'unanimità, immediata esecutività dell'atto se non ci sono voti difformi, approvato all'unanimità. Punto numero 12 all'ordine del giorno. Allora, facciamo, segretario, una discussione generale, se mi dà la 12, la 13, la 14 e credo fino alla 15. La 16, cosa c'è? Il 16. 16. La 12 è l'istituto comprensivo, sindaco. Urbanistica. 16, sì. Allora, abbiamo una serie di convenzioni che credo abbiate potuto tutti leggere e non sto adesso ad illustrare proprio il loro contenuto. Di certo è un passaggio politico importante dell'amministrazione comunale che ovviamente punta a creare delle collaborazioni con un territorio molto più ampio, anche usufruendo di quelle che sono le opportunità introdotte dalla legislazione regionale e in questo caso dalla Giunta Fetriga rispetto alle convenzioni, quale strumento per poter allargare la collaborazione tra enti. In questo caso ci sono due convenzioni di cui entrambi sono figlie già di una collaborazione nata nel 2020
con la comunità la prima era Luti della Carnia, adesso comunità della Montagna della Carnia, la prima è sulla CUC, diciamo, quindi l'esercizio integrato delle funzioni di competenza, e la seconda è per lo svolgimento della funzione gestione del personale. Ovviamente ci sono attività che non possono più essere svolte da ogni singolo comune, ma è bene razionalizzare le risorse, metterle a sistema, farle funzionare bene per migliorare sia in termini di economicità delle stesse, ma soprattutto anche per rendere più strutturate e competenti le figure professionali che possono collaborare all'interno delle stesse, crescendo ulteriormente in termini proprio di competenza. Queste, le prime due, sono con Luti, o meglio la comunità di montagna della Carnia. Invece, per quanto riguarda la numero 14 e la numero 15, queste sono convenzioni tra i comuni che fanno parte della comunità di montagna del Gemonese, e li cito, sono Bordano, Trasaghis, Artegna, Montenars e Gemona. Benzone aveva già nel 2020, fine 2020, fatto una convenzione con la comunità della Carnia perché aveva necessità di farlo subito, quindi in questo momento non aderisce a queste convenzioni, ne riparleremo nel prossimo futuro. Intanto partiamo con questi 5 comuni, e credo sia anche una risposta in termini proprio di condivisione tra amministrazioni comunali. Su queste due parliamo della polizia municipale, quindi riusciremo dalla sottoscrizione della convenzione e dei successivi atti a ricostituire il corpo di polizia del Gemonese e la gestione associata del SUAP, con la collaborazione anche ovviamente di personale che non fa parte dell'organico del Comune di Gemona. Con la convenzione con il punto numero 16 all'ordine del giorno, ci sarà anche la gestione associata della funzione urbanistica, gestione del territorio e dell'edilizia privata tra il Comune di Gemona e il Comune di Montenars. Credo che l'illustrazione, insomma, su larga scala sia abbastanza chiara, e non credo di dover entrare nel merito delle singole convenzioni. Se avete delle domande sono ovviamente a disposizione. Prego, consigliere Venturini. Sì, allora, premesso che il punto, diciamo, numero 12 riguarda la convenzione con l'istituto comprensivo, che è, diciamo, un'altra cosa rispetto ai punti che diciamo lei ha testé illustrato, e sulla quale ovviamente siamo assolutamente favorevoli. Sul resto, premesso che, diciamo, le convenzioni tra i comuni non le ha inventate la Giunta Federica, è una roba che dal punto di vista amministrativo è da molti anni in essere. Quello che ci fa, tra virgolette, piacere è che, come dire, si stia costituendo di fatto Luti, quello su cui si è combattuto per anni, solo che la stiamo costruendo con geometrie diciamo amministrative variabili, e quindi un pezzo in Carnia, un pezzo con Montenars, un pezzo dentro, Benzone fuori, ma Benzone è sempre Benzone, insomma, no? È una battuta ovviamente. E ci stiamo, diciamo, giustamente convenzionando per per gestire i servizi in modo più efficiente e più efficace. Purtroppo manca un pezzo però, che è secondo noi il pezzo più rilevante, che è quello delle politiche di territorio condivise. Cioè non basta mettere insieme i servizi, che sicuramente sono importanti, ma bisogna mettere insieme le politiche tra i comuni del Gemonese, le scelte tra i comuni del Gemonese, che poi, come dire, trovano anche applicazione attraverso la parte, diciamo, amministrativa, e quindi attraverso le varie convenzioni, attraverso i vari istituti che conosciamo. Ed era questo, diciamo, il cuore, a mio parere, importante del
dell'Unione dei Comuni, che diciamo è stata fortemente avversata. Si è tornati, come il giro al gioco dell'oca, al punto di partenza, cambiando il nome a una comunità montana, ma di fatto riportando all'interno più o meno quelle competenze, e quindi svuotandola, a nostro parere, anche dell'aspetto più importante e rilevante, ripeto, l'aspetto della condivisione politica della gestione del territorio, e non solo del territorio montano, ma del territorio nel suo complesso. E attraverso queste convenzioni, che ovviamente, come dire, in linea di massima condividiamo nel loro contenuto singolo, ma che, ripeto, come dire, a nostro giudizio dovevano essere intanto delle convenzioni che mettono insieme prima di tutto i comuni del Gemonese, che si faccia rete tra i comuni del Gemonese. Chiaro che poi, se non ci sono le professionalità, o se le professionalità migliori si trovano in Carnia, ovviamente si può anche, come dire, allargare la convenzione e tenerla più ampia, portando dentro anche i comuni della Carnia. Però, a nostro parere, prima di tutto era importante ed è importante tenere insieme i comuni del Gemonese. E ripeto, al di là dei servizi e al di là delle funzioni amministrative, quello che riteniamo basilare è poter lavorare su politiche di territorio condivise, svolte e sviluppate in ambiti istituzionali, perché non dico che non ci siano dei contatti tra le amministrazioni comunali, ma sono dei contatti, come dire, abbastanza informali o sporadici, o che riguardano determinate specifiche funzioni, mentre il futuro del territorio, il futuro del Gemonese in particolare, è poter discutere sullo stesso tavolo in maniera ufficiale con le altre amministrazioni per trovare delle sinergie per il Gemonese prima di tutto, che purtroppo in questi anni è andato, come sapete, anche via via come dire, riducendosi, e l'ultima perdita, a mio parere rilevante, quella di Osoppo, sulla quale avevamo fatto anche una battaglia, e devo dire che in questo altri, e in particolare penso alla comunità collinare, insomma, in qualche modo, che è un consorzio e non era nemmeno dentro le comunità montane, insomma, come dire, di comuni, avrebbe o ha molto da insegnarci. Ora si registrerà la conferenza. Appunto, tra poco, rispetto a quanto lei ha detto poc'anzi, scusate, sì, ecco, rispetto a quello che ha detto poc'anzi, la posso rassicurare che per quanto riguarda la condivisione tra i comuni del Gemonese, ovviamente ci sono dei passaggi che vengono fatti direttamente con la comunità della Carnia, ma sul quale ovviamente anche per quanto riguarda il personale, se ha avuto modo di leggere la convenzione, verrà istituito proprio presso la comunità di montagna del Gemonese o al comune di Gemona un PAT, che si chiama punto autonomo territoriale, proprio dove tutti i comuni conferiranno, insomma, una serie di dati e informazioni dove verranno gestiti. Per quanto riguarda il conferimento della comunità della Carnia, questo tipo di deliberazione verrà fatta da tutti i comuni allo stesso modo, proprio per dare la testimonianza della grande condivisione, della grande collaborazione che c'è all'interno dei comuni stessi. Non solo, su questo tema legato al personale stiamo ragionando anche su dimensioni sovracomunità, diciamo, perché il ragionamento che lo stiamo facendo sia come comunità di montagna del Gemonese, sia comunità di montagna della Carnia, sia con quella della comunità del Valcanale Canale del Ferro, ma anche addirittura con quella del Tarcentino e della Collinare. Poi stiamo cercando di fare dei ragionamenti di sistema, ove possibile, proprio per la necessità di qualificare e specializzare delle figure che riescono a gestire dei territori molto più ampi. Quindi non è che ci fermiamo a dei perimetri territoriali individuati da qualche legge, ma ragioniamo proprio con delle sinergie, delle collaborazioni di alto profilo. Per quanto riguarda lo sviluppo territoriale, come l'ho detto poc'anzi, per esempio nella prossima concertazione, anzi nella recente concertazione, non sappiamo ancora gli esiti ovviamente, ma le comunità di montagna erano portate
a presentare dei progetti, delle linee di sviluppo dei propri territori, e noi abbiamo optato in questa occasione per quelle legate alla ciclabilità e al completamento delle reti ciclabili. Proprio questa è stata la scelta che abbiamo fatto, e questo è stato anche uno dei luoghi dove ovviamente portare avanti delle politiche di sviluppo. È proprio così, perché se andate a vedere la legge istitutiva delle comunità di montagna, tra le funzioni e tra gli obiettivi da svolgere c'è proprio quello. Ovviamente non ci limitiamo a dei semplici perimetri stabiliti per legge, ma ragioniamo. Anche negli ultimi giorni abbiamo incontrato il sindaco di Buia per altre cose, assieme al sindaco di Osopo. Il nostro territorio sappiamo che è molto più ampio, anche se ci sono delle situazioni che, ahimè, nella precedente legislatura non siamo riusciti a portare, insomma, a compimento su un territorio che avrebbe una natura diversa, non solo montana, ma nel nostro caso abbiamo parte montana, parte non montana. Però continuiamo a lavorare con tutti quelli che ci sono vicini. Non ultimo, anche oggi mi sono sentito più volte con il sindaco di Trasaghi sui temi dell'idroelettrico, perché anche su questo c'è un'ulteriore partita legata al territorio, e quindi i nostri problemi sono anche i problemi degli altri comuni e viceversa, e devo dire che c'è anche molta armonia nei confronti dei sindaci. Stiamo ripartendo, lo vogliamo fare. Il fallimento delle UTI non è una discussione che mi interessa o di cui mi innamoro. Di fatto prendo atto di quello che è successo un po' in giro, e vediamo che rispetto a tutte quelle che c'erano in precedenza, oggi ce ne sono ben poche, e quelle che sono costituite per legge. Ove questo non è avvenuto, veramente non si è sviluppato questo ragionamento che avrebbe dovuto nascere quasi in maniera scontata. Il discorso non mi appassiona, dico la verità. La scelta che abbiamo fatto noi è: ragioniamo tra comuni, al di là di quelle che sono le scelte politiche che, ahimè, negli ultimi 20 anni hanno fatto sì che la nostra comunità di montana prima, UTI poi, di montagna adesso, è stata di fatto per molti anni commissariata, e non ha portato avanti quelle che erano invece le politiche di sviluppo territoriale, che sono quelle a cui i cittadini ovviamente, che i cittadini ci chiedono, e qui noi amministratori dobbiamo garantire. Quindi recupero il punto numero 12 all'ordine del giorno. Chiedo scusa se prima sono scivolato via. Aggiornamento convenzione triennale tra il Comune e l'Istituto Comprensivo di Gemmona del Friuli per l'esercizio integrato delle funzioni di competenza. Come sapete, se non sbaglio, a novembre-dicembre abbiamo approvato due delibere, una per le scuole paritarie, una per le scuole proprio pubbliche. Rispetto alla delibera che avevamo approvato allora, l'Istituto Comprensivo, dirigente assieme ai suoi collaboratori, ci hanno chiesto di poter, a parità di cifre stanziate, spostare all'interno di uno dei capitoli, quelle legate alle spese di funzionamento, maggiori risorse. Quindi diamo la possibilità all'Istituto Comprensivo di fare ciò. Ovviamente tutto dopo deve essere rendicontato, ma cerchiamo di venire incontro a quelle che sono le richieste degli istituti. Detto che in entrambi i casi abbiamo significativamente garantito, ma aumentato le risorse rispetto al passato. Quindi credo che ancora una volta l'attenzione nei confronti dei ragazzi e delle scuole sia notevole, e lo dimostrano proprio i fatti. Ci sono interventi rispetto al punto numero 12? Prego, consigliera. No, se posso, solo una dichiarazione di no, voto. aspetti, consigliere Venturini, c'era la consigliera Patat, mi sembra. Semplicemente un commento. È positivo il fatto che il Comune si impegni, insomma, a sostenere in maniera efficace e in una misura abbastanza consistente le attività della scuola. Dal punto di vista tecnico, per quanto riguarda i documenti che ci sono arrivati, ci sono alcune cifre in rosso anziché in nero, e volevo
sì, volevo sapere se c'era qualcosa che non andava, se il testo non era corretto. Relativo al terzo contributo, quello dei 16.000, relativo alla legge 23.1996. Sì, credo siano proprio le parti oggetto di intervento. Ma perché ci sono tre diversi capitoli, diciamo, 11.000 per progetti di reciproco interesse, 13.000 per attività scolastiche e 16.000 relativi appunto all'applicazione di quella legge 23 del 96. Ecco, e solo relativamente a questo terzo punto sono rimasti nel testo che è arrivato a me almeno dei numeretti in rosso e non in nero. Le confermo che se lei vede anche l'articolo 2 e l'articolo 3, come se lei giustamente ha interpretato, ci sono 3 moduli finanziati di fatto. Sì. Tutti e tre sono stati oggetto di revisione, quei 3 lì, e quindi in rosso, come vede, sono state modificate tale cifre. E nella stesura definitiva... Una sola in rosso. Ma nella mia vengono fuori anche le altre, un po' più chiare. Va bene. Allora, d'accordo. No, comunque è un'iniziativa, insomma, è una decisione positiva per tutta la comunità, per il funzionamento delle scuole che sono fondamentali per il futuro di noi tutti. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Patat, passo la parola al consigliere Venturini. No, solo una velocissima dichiarazione di voto. Allora, concordo con quanto diceva anche la consigliera Patat sulla bontà della convenzione con l'istituto comprensivo, e quindi su questo noi daremo il nostro voto favorevole. Sulle successive convenzioni noi daremo il nostro voto di astensione. Va bene, grazie. Prego, consigliere Gurisatti. Anch'io solo per una veloce dichiarazione di voto, come nel primo caso, quindi nella originaria approvazione della convenzione con l'istituto comprensivo, ci esprimeremo favorevolmente. Mi associo a quello che diceva la consigliera Patat sull'opportunità, insomma, di dare anche una veste formale ai rapporti con le scuole della città. E anche noi esprimeremo voto d'astensione invece sulle rimanenti convenzioni. Grazie consigliere Gurisatti. Non vedo... scusi consigliere Pischiuti, prego. No, era solo per a conferma di quanto appunto è stato detto. Io sapete che non so se lo sapete, ma faccio parte anche del consiglio di istituto e confermo tutto il percorso che lei sindaco diceva adesso, che è stata questa richiesta dell'istituto comprensivo accolta dal comune, e quindi questo percorso virtuoso, come vede, non abbiamo problemi nel riconoscere le buone pratiche, insomma, no? quando ci sono, e quindi questa sicuramente lo è, quindi anch'io mi associo ovviamente a questo favorevole. La ringrazio. Voglio pensare che ce ne sia ancora qualcuna rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi e che non ci sia solo questo caso che lei indica. Anzi, è proprio sulle scuole, devo dire che insomma non ho traccia di percorsi fatti trasversalmente come quelli praticati da questa amministrazione comunale. Credo che si contraddistingue proprio per l'investimento sui ragazzi, credo. Quindi mettiamo in votazione il punto numero 12 all'ordine del giorno: aggiornamento convenzione triennale tra Comune e l'Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli per l'esercizio integrato delle funzioni di competenza. Reverend Roberto favorevole, Canelutti Loris favorevole, Canci Andrea favorevole, Palesi Andrea favorevole, Di Giusto Mauro favorevole, Bosello Nicola favorevole, Ferragotto Monica favorevole, Balog Zagorka favorevole, Giao Michelangelo favorevole, Zilli Raffaella favorevole, Patat Luigino favorevole,
De Cecco Luca, Favorevole. Brollo Andrea, Favorevole. Venturini Sandro, Favorevole. Patal Mariolina. Patal Mariolina l'abbiamo persa? Sì, mi diceva che ha perso di nuovo la... La richiamiamo dopo. Pischiuti Marco, Favorevole. Gurisati Damiano, Favorevole. Vidoni Teresa, Favorevole. Piazza Anna, Favorevole. Dorotea Giacomino, Favorevole. approvato. Adesso non c'è. Patata Mariolina assente in questo momento, che aspettiamo se poi rientra magari nell'immediata esecutività. Quindi approvato all'unanimità dei presenti il punto numero 12 all'ordine del giorno. Se non ci sono variazioni rispetto alla votazione precedente, dichiariamo l'immediata esecutività del punto numero 12, raccogliendo comunque, pur non essendo presente, il parere favorevole anche della consigliera Patate, che però non ha partecipato alla votazione per problemi tecnici. Punto numero 13 all'ordine del giorno. Approvazione e convenzione per lo svolgimento della funzione e gestione del personale. Reverend Roberto, favorevole. Canelutti Loris. Favorevole. Canci Andrea. Favorevole. Palese Andrea. Ora si registrerà la conferenza. Ballo Zagorka. Favorevole. Giao Michelangelo. Favorevole. Zilli Raffaella. Favorevole. Patar Luigino. Favorevole. De Cecco Luca. Favorevole. Rollo Andrea. Favorevole. Venturini Sandro. Astenuto. Patar Mariolina. Non è ancora connessa. Pischiuti Marco. Astenuto. Gurisati Damiano. Astenuto. Gurisati Damiano. Astenuto. Vidoni Teresa. Sì, astenuto. Astenuta. Piazza Anna. Astenuta. Dorotea Giacomino. Astenuto. Approvato a maggioranza. Se non ci sono difformità rispetto alla votazione precedente, non ci sono difformità, immediata esecutività al punto numero 13 all'ordine del giorno. Punto numero 14 all'ordine del giorno. Approvazione e convenzione per la gestione in forma associata delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. Reverend Roberto, favorevole. Reverend Roberto, favorevole. Canelutti Loris. Favorevole. Canci Andrea. Favorevole. Palese Andrea. Favorevole. Di Giusto Mauro. Favorevole. Bosello Nicola. Favorevole. Dragotto Monica. Favorevole. Balo Zagorka. Favorevole. Giao Michelangelo. Favorevole. Zilli Raffaella. Favorevole. Patat Luigino. Favorevole. De Cecco Luca. Favorevole. Brollo Andrea. Favorevole. Venturini Sandro. Astenuto. Patat Mariolina. Non è rientrata. Pischiuti Marco. Astenuto. Gurisati Damiano. Astenuto. Vidoni Teresa. Astenuta. Piazza Anna. Astenuta. Dorotea Giacomino. Astenuto. Approvato a maggioranza. Se non ci sono difformità rispetto al punto precedente, legata all'immediata esecutività,
Approvato a maggioranza. Punto numero 15 all'ordine del giorno. Approvazione e convenzione per la gestione associata intercomunale del servizio di polizia locale tra i comuni di Gemona del Friuli, Trasaghis, Bordano, Artegna e Montenars. Reverend Roberto, favorevole? Devi dire, scusa, di nome di comune aderenti. Sì. Reverend Roberto, favorevole? Caneluti Loris. Favorevole. Canci Andrea. Favorevole. Palese Andrea. Favorevole. Di Giusto Mauro. Favorevole. Bosello Nicola. Favorevole. Ferragotto Monica. Favorevole. Balo Zagorka. Favorevole. Giao Michelangelo. Favorevole. Zilli Raffaella. Favorevole. Patar Luigino. Favorevole. De Cecco Luca. Favorevole. Brollo Andrea. Favorevole. Venturini Sandro. Astenuto. Patar Mariolina non è ancora rientrato, non so se Marco Pischiuti può verificare con lei. Pischiuti Marco. Sì, ho verificato che ancora non riesce a entrare, vediamo. Io mi astengo. Sì. Magari se vuole le torno a mandare il link, consigliere Pischiuti, per ricollegarsi, o dal telefonino magari. Gurisatti Damiano. Astenuto. Vidoni Teresa. Astenuta. Piazza Anna. Astenuta. Dorotea Giacomino. Astenuto. Approvato a maggioranza dei presenti sull'immediata esecutività del punto numero 15 all'ordine del giorno. Se non ci sono difformità rispetto alla votazione precedente, diamo per approvato. È rientrata adesso la consigliera Patat. Punto numero 16 all'ordine del giorno. Approvazione e convenzione per la gestione associata all'intercomunale della funzione urbanistica e gestione del territorio urbanistica ed edilizia privata tra il comune di Gemona e il comune di Montenars. Reverend Roberto, favorevole? Canelutti Loris. Favorevole. Canci Andrea. Favorevole. Palese Andrea. Favorevole. Di Giusto Mauro. Favorevole. Bosello Nicola. Favorevole. Ferragotto Monica. Favorevole. Ballo Zagorka. Favorevole. Giao Michelangelo. Favorevole. Zilli Raffaella. Favorevole. Patar Luigino. Favorevole. De Cecco Luca. Favorevole. Brollo Andrea. Favorevole. Venturini Sandro. Astenuto. Patar Mariolina. Astenuta. Pischiuti Marco. Astenuto. Gurisatti Damiano. Astenuto. Vidoni Teresa. Astenuta. Piazza Anna. Astenuta. Dorotea Giacomino. Astenuto. Approvato a maggioranza. Se non ci sono difformità rispetto alla votazione precedente, procediamo con immediata esecutività. Approvato a maggioranza. 17. Non ce l'hai? Punto numero 17 all'ordine del giorno. Approvazione convenzione per la gestione associata all'intercomunale sportello unico, attività produttive e commercio, gestione associata alle funzioni e servizi SUAP mediante istituzione di ufficio comune, come vi dicevo prima, tra i comuni di Gemona, Trasaghis, Montenars, Artegna e Bordano. Vale quanto già anticipato prima. Reverend Roberto, favorevole. Canelutti Loris. Favorevole. Canci Andrea. Favorevole. Palese Andrea. Favorevole. Di Giusto Mauro. Favorevole. Bosello Nicola. Favorevole. Ferragotto Monica. Favorevole.
Ballo Zagorka. Favorevole? Giacomo Michelangelo. Favorevole. Zilli Raffaella. Favorevole? Attar Luigino. Favorevole? De Cecco Luca. Favorevole. Brollo Andrea. Favorevole. Venturini Sandro. Astenuto? Attar Mariolina. Astenuta? Ischiutti Marco. Astenuto. Gurisatti Damiano. Astenuto. Bidoni Teresa. Astenuta. Piazza Anna. Astenuta. Giacomino Dorotea. Astenuto. Approvato a maggioranza. Sull'immediata esecutività dell'atto chiedo se ci sono voti difformi rispetto al precedente. Nessuno. Approvato a maggioranza. Punto numero 18 all'ordine del giorno. Comunicazioni rispetto alla precedente assemblea legata all'assemblea dei sindaci dell'ambito territoriale del Gemonese del canale del Ferro Valcanale. Di fatto abbiamo approvato i bilanci di previsione dei fabbisogni per l'anno 2021 e oltre all'indirizzo sul fondo per l'autonomia e possibile assistenza a lungo termine per il dicembre 2021. Sono anni un po' come quello precedente, sono anni complicati, tra virgolette, anche in seno alla programmazione di quelle che sono le attività, e abbiamo approvato un bilancio ovviamente preliminare per consentire all'ambito insomma di funzionare e di poter procedere nelle proprie attività, pur sapendo che diverse delle stesse ovviamente sono sospese per gli ovvi motivi. Quindi potrebbe ovviamente avvenire che durante l'anno ci siano delle variazioni di bilancio che possono un po' rivedere quelli che sono anche gli impegni di spesa adesso collegate. Punto numero 19 all'ordine del giorno. Presa d'atto relazione sui controlli interni anno 2020. Come sapete è un documento tecnico che dobbiamo elaborare e produrre ogni anno. Ringrazio ovviamente gli uffici per il lavoro svolto anche in questa direzione e per tutti gli adempimenti che bisogna ovviamente ogni anno garantire per il funzionamento della macchina comunale e per l'obbligatorietà di dover dare seguito a tutte quelle che sono le previsioni dello Stato e della Regione. E se non ci sono interventi a riguardo metto in approvazione il punto numero 19 all'ordine del giorno. Reverend Roberto, favorevole. Canelluti Loris. Canelluti Loris. Sì, favorevole, scusa. Perfetto, no, niente paura. Canci Andrea. Favorevole. Palese Andrea. Favorevole. Di Giusto Mauro. Favorevole. Sa che il bambino non è così contento. Bosello Nicola. Favorevole. Poi contrari. Ferragotto Monica. Favorevole. Ballo Zagorka. Favorevole? Giacomo Michelangelo. Favorevole. Zilli Raffaella. Attar Luigino. Favorevole? De Cecco Luca. Favorevole. Rollo Andrea. Favorevole. Venturini Sandro. Favorevole? Attar Mariolina. Favorevole? Ischiutti Marco. Favorevole. Gurisatti Damiano. Favorevole. Bidoni Teresa. Favorevole. Anna Piazza. Favorevole. Giacomino Dorotea. Favorevole. Approvato all'unanimità. Immediata esecutività dell'atto, se non ci sono difformità, non serve. Approvato all'unanimità. Verbali, approvazione verbale sedute precedenti. Reverend Roberto favorevole. Canelluti Loris. Favorevole. Canci Andrea. Favorevole. Palese Andrea. Palese Andrea. Non mollare all'ultimo miglio. Palese Andrea. Favorevole. Perfetto. Di Giusto Favorevole. Mauro. Di Giusto Mauro. Favorevole. Bosello Nicola. Favorevole.
Ferragotto Monica, Favorevole. Ballo Zagorka, Favorevole. Giao Michelangelo, Favorevole. Zilli Raffaella, Favorevole. Patar Luigino, Favorevole. De Cecco Luca, Favorevole. Brollo Andrea, Favorevole. Venturini Sandro, Favorevole. Mariolina Patat, Favorevole. Marco Pischiotti, Favorevole. Gurisatti Damiano, Favorevole. Guidoni Teresa, Favorevole. Piazza Anna, Favorevole. Giacomino Dorotea, Astenuto. bravo. Approvato. Vabbè. Insomma. Approvato a maggioranza, non c'è l'immediata esecutività di questo atto? No? Abbiamo finito? Bene, abbiamo finito il consiglio, come vi dicevo, vi ringrazio ovviamente per la partecipazione, per il contributo, ci riaggiorniamo senz'altro entro la fine del mese di aprile, colgo l'occasione per ringraziare ovviamente gli uffici per aver contribuito anche in questo lungo, sotto il profilo dei molti atti messi in approvazione nella seduta odierna, ma molti di questi erano ovviamente collegati uno con l'altro e volevamo dare un significato anche alle iniziative. Colgo l'occasione per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie. Sappiamo che questa è la seconda Pasqua che trascorriamo in maniera diversa rispetto al passato. Speriamo insomma che tutte quelle che sono stati gli sforzi fatti fino adesso continuino, quindi raccomando all'intera comunità la massima prudenza, perché siamo ancora nella pandemia, non ci dobbiamo rilassare, anzi è il momento in cui dobbiamo assolutamente restare uniti, aiutare chi più ne ha bisogno. Continuiamo magari a mantenere dei contatti anche con le persone più anziane, che magari sono quelle che hanno subito assieme ai bambini purtroppo devo dire il gravame di questa pandemia, e speriamo insomma di ripartire dopo Pasqua con, se non altro, la riapertura delle scuole, perché sarebbe già un messaggio di partenza all'intera comunità. Grazie e buona Pasqua a tutti. Andi, auguri. Grazie, auguri. Mandi auguri. Non si sta più registrando la conferenza.